Per me il paesaggio è prima di tutto trovarmi davanti a una grande offerta e un immenso donativo che corrisponde all'ampiezza dell'orizzonte. Nonostante venga continuamente ferito, ci raccoglie sempre. Allora bisogna sempre amarlo. Bellissimo veramente anche queste immagini che ci ha mandato il professor Nicoletti. Poi ognuno fa le proprie valutazioni, però questo è quello che abbiamo al momento nel nostro territorio. C'è chi lo vuole conservare, invece c'è chi vuole fare qualcos'altro. Ma questa mattina parleremo di tante cose, parleremo di encefalomielite, parleremo di sport, parleremo di tantissime cose. Con chi? Con Maria Pia Cavalete, che è presidente del comitato MCFS, che poi spiegherà molto bene cos'è questa patologia, e saluto anche Marco Mestriner da Treviso, atleta nazionale italiana pallavolo trapiantati e dializzati, Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianti. Grazie Marco veramente di essere qui, è molto importante sentire le vostre voci, lo dicono anche i ricercatori, gli scienziati, gli addetti ai lavori, l'importanza di dare fiducia alle persone che magari non ci credono più. Tu l'hai spiegato molto bene, ma mi fa piacere che lo dici un'altra volta, perché la speranza è l'ultima a morire per tutti e basta vederti per capire cosa è successo nella tua vita. Allora partirei proprio con Maria Pia Cavalete. Allora Maria Pia Cavalete, spieghiamo ancora di cosa ti occupi e perché sei qui questa mattina. Allora, innanzitutto sono presidente di un comitato per il riconoscimento di legge di una malattia che in Italia ancora non è riconosciuta. La malattia è l'encefalomielite mialgica, sindrome da fatica cronica, con il piccolo acronimo MECFS. Diciamo che la malattia, come ben ho spiegato altre volte, è già stata riconosciuta 50 anni fa e anche più dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1969. In molti paesi del mondo è riconosciuta, in Italia stiamo ancora cercando di dare una legge, una dignità ILEA a questi malati e quindi tutela i diritti che ancora non hanno qui in Italia. È una malattia che si presenta dopo un'infezione probabilmente virale e da un insieme di sintomi talmente gravi che bloccano la vita normale della persona che fin prima era sana, svolgeva le sue attività, il suo lavoro, il suo studio, e con questo insieme di sintomi non riesce più a interagire con il mondo, si presenta una forte stanchezza, dei linfonodi ingrossati, una sensazione di simile influenza, la PEM, che qualsiasi sforzo che uno fa sia cognitivo che fisico. Cos'è la PEM? Perché tu lo sai, magari a casa non lo sanno. La PEM è in pratica quando una persona malata di ME/CFS fa un piccolo sforzo, un piccolo stimolo sia fisico che cognitivo, va a peggiorare i sintomi che presenta il malato e a volte se ne aggiungono degli altri. Quindi poi per recuperare quel piccolo stimolo, quel piccolo sforzo fisico, cognitivo, ci vogliono giorni, settimane, a volte capita anche mesi. Quindi si trovano allettati dentro le mura domestiche che nessuno li vede e nessuno li tutela. Noi abbiamo bisogno di medici specialisti, abbiamo bisogno di centri diagnostici, di riferimento, ambulatori multifattoriali, perché avendo più sintomi si ha bisogno di un posto dove il malato non deve andare di qua o di là in un presidio o nell'altro per fare gli approfondimenti utili per una diagnosi. Allora, noi abbiamo seguito tempo fa, abbiamo anche cercato di dare una mano a una ragazza giovane, tu lo sai, ecco, proprio perché soffriva di questa patologia e purtroppo non riusciva neppure ad andare a scuola, a camminare poco, tanto è vero che siamo riusciti a dare una sedia a rotelle proprio per fare gli spostamenti un po' più veloci. Ha partecipato anche dei giochi a Villa Margherita inclusiva. Però la mamma, quella che esprimeva, era la sua delusione, perché molti dicevano che, come hai detto tu, non è riconosciuta, ma soprattutto qualcuno dice non è vero, fingono.
ecco, fanno finta di star male perché non hanno voglia di fare niente. E la mamma era molto delusa, anche perché queste frasi venivano dette da persone che anzi nel campo anche sanitario avrebbero dovuto fare l'incontrario, anche supportare, cercare di capire. È vero che c'è questa, ecco, questo è vero che c'è questo sentore. Il problema è che quando un malato manca tanti giorni da scuola o dal lavoro, prendiamo l'esempio dell'età pediatrica, mancando da scuola perché non ha le forze, perché se fa un qualcosina del pomeriggio per studiare, il giorno dopo non riesce più a alzarsi e andare a scuola, quindi si accumulano giorni di assenza e lì purtroppo parte l'intervento dei tribunali dei minori. È una cosa veramente pesante, perché già la cerchia della famiglia deve cercare di accudire questa situazione che al momento che appena il figliolo ha questi sintomi, questo raggio di sintomatologia, non sa neanche dove andare a parare, perché non sa perché sta succedendo questo, perché non c'è un marcatore, quindi bisogna andare con calma per vedere la diagnosi, andare per esclusione. Quindi già dai energie per seguire la salute del figlio, dopo devi dare energia anche per dare giustificazioni della malattia al Tribunale dei minori. Quindi una perdita di tempo, tra virgolette. E non solo, perché ti senti anche umiliato delle volte. Ma perché anche per gli stessi ragazzi che se vanno in ospedale non vengono presi in carico in modo adeguato. Marco Mestriner, ecco, tu che hai passato dei percorsi anche molto difficili, cosa vuoi dire con le parole di Maria Pia Cavallette a questa ragazza che sicuramente ti sta ascoltando, ti vedrà questa sera o domani in internet, ecco, per dare fiducia, perché tu hai detto io ero in terapia intensiva, chi avrebbe mai pensato che sarei diventato campione olimpionico. Prego Marco, e grazie ancora. Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti intanto. Guarda Mirella, in realtà le situazioni che la vita ci pone davanti sono diverse. Io dico sempre che ho fatto un po' di necessità virtù, nel senso che nella mia specifica situazione ho dovuto un po' affrontare la mia malattia, che è un'insufficienza renale cronica dalla nascita, cercando di non lasciarmi, diciamo, prendere dai momenti di sconforto, ma trovare sempre il lato positivo di quello che potevo raggiungere, insomma, con le mie energie. Diciamo che dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, da quello che io ho potuto fare, tu lo sai bene, lo sport mi ha aiutato molto, perché mi ha regalato, diciamo, degli strumenti che io ho potuto mettere in campo nella vita di tutti i giorni, quindi la socialità, ma soprattutto anche un modo di affrontare le situazioni un po' più difficili, magari non lasciandoci appunto prendere o sconfortare dalla prima sconfitta. A questa ragazza in particolare, adesso io purtroppo questa patologia non la conosco, questa malattia non la conosco, ma penso che come tutte le cose debba essere affrontata in un contesto dove, come dicevo, dove non si arriva da soli, ci vuole una squadra che funzioni attorno, quindi sicuramente la famiglia, ma come diceva la dottoressa presente, ci vuole anche un tessuto socio-sanitario che possa sostenere queste persone. Questo secondo me è la base di partenza. Poi la volontà di poter non arrendersi e di poter guardare oltre nella vita di tutti i giorni, secondo me è sostenuta proprio anche da queste cose qui. Grazie Marco, abbiamo Rinaldo in linea. Ciao Rinaldo. Caduta la linea, perfetto. Allora, Maria Pia, quello che ha detto l'importante Marco Mestriner, quello che bisogna avere una squadra che ti supporta. Quanto importante è avere una squadra? Ecco, non essere invisibili, ma sapere che ci sei, c'è qualcuno che ti ascolta e ti aiuta. Allora, l'importante delle associazioni è una cosa unica, perché non avendo l'associazione al proprio fianco non sai dove andare a parare, a capire, a destinare le piccole energie che ci sono. Invece, essendo in un gruppo
in un insieme di persone che più o meno hanno le stesse problematiche, ci si scambiano le esperienze e questa è la cosa migliore, perché almeno uno si rende conto cosa sta capitando, perché non è semplice, perché fin prima stavi bene, facevi le tue attività sportive, studiavi, correvi, andavi a mangiarti la pizza al cinema, certo lavoravi, perché poi ci sono le persone adulte che hanno in piedi i mutui e tutto, quindi ci sono delle situazioni anche un po' delicate su questo punto di vista anche economico della stessa famiglia, se c'è colpito una persona adulta. Oppure facciamo parentesi come quella famiglia che tu conosci, che all'appartamento si è comperato con mutuo, l'appartamento è al terzo piano, non avendo l'ascensore, e adesso si ritrova che questo uomo non riesce più a uscire di casa, anni che non esce di casa, siamo andati a prenderlo noi con i soccorritori di Bassano, perché hanno anni e anni che non usciva più di casa, un uomo giovane anche, come dici tu, certo. un lavoro, tutto tranquillo, prendo l'appartamento, non c'è l'ascensore, arriva a questa malattia, patologia, prego. E il condividere è una cosa importante, perché almeno ci si rende conto come si può superare certi piccoli momenti, e altrimenti poi uno va in crisi totale. Cioè è già deleterio il fatto che non riesci a farti una doccia perché poi sei talmente stanco che devi dormire, o prenderti un piatto, portartelo a tavola. Ci sono situazioni dove i livelli sono anche molto gravi, già portare il cucchiaio alla bocca è una fatica enorme. Ecco, quindi... che è tornato Rinaldo, se no cade la linea, poi continuiamo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Io con l'emicrania ho avuto una zia ancora 60 anni fa. Ha perso il lavoro proprio per questo discorso che dicevano che non ti dà voglia di lavorare, non ti vuole per niente. Poi è stata curata, aveva a grappolo mi sembra, aveva una roba tremenda e non credevano neanche i medici, ma ancora 60 anni fa. Invece voglio dire, sono malattie molto delicate e devono studiarci sopra, levare questo problema ai giovani e alla gente che ce l'hanno, perché non è una sciocchezza, è una malattia importantissima per chi che ha. Non studia perché deve fare tante robe, devi messi da parte su quello che può essere le fatture che ti deve fare nella vita. E ora è importante che isonta un po' da parte che faccia una ricerca e che gli dà priorità a chi che ha queste malattie, perché noi siamo bruttissime e ti elimina proprio dalla società. Bisogna pensare che pensora, e in quanto a Marco, bravo che ti sei riuscito a essere un medagliato, ti vedi, ragazzi come te, mi insegnano gli altri che stiamo bene a godere della vita, a volergli bene la vita. Ti ha capito Marco, bravo. Grazie. Perché mica sono santi, mi dà la certezza che anche se ho 90 anni bisogna che vada avanti. Perché se ti hai fatto da qui, può da fare anche a me, perché ti mi dà l'esempio. E tu sei un esempio, ti dà una medaglia per quello che ti ha fatto. Fare costanza, i sacrifici, perché niente, nessuno ti darà, chissà quanti sacrifici che ti ha fatto, ma ti dà il risultato e ti puoi dire in giro che vuoi insegnare a vivere ai vecchi, ai giovani, a quelli che stanno meglio di me. Ciao Marco, tanti auguri a te e anche alla signora. Ciao Mirella e buona giornata a tutti. Ciao Rinaldo, grazie caro Rinaldo, fanno sempre piacere poi agli ospiti, ecco, questi saluti e questi ringraziamenti per quello che riuscite a fare. Allora andiamo a vedere proprio, a parte Rinaldo che abbiamo parlato sabato proprio di cefalee, di emicranie, ecco, con una presidente di un'associazione, perciò vedete che parliamo di tutto e di più. Allora andiamo a vedere proprio questo convegno Sport e Benessere che c'è stato il 22 maggio all'ippodromo di Sant'Artemio. Andiamo a sentire. Poi è scritto convegno Sport e Benessere 22 maggio. Ecco, hai trovato quello, va bene, intanto che vediamo intanto, parliamo che troviamo anche un altro contributo. Allora, Maria Pia,
L'importanza che tu hai detto di fare squadra, le associazioni che si incontrano, ma secondo te quello che è successo a Villa Margherita, proprio mettendo in piedi questo team di associazioni nei vari dolori, la condivisione del dolore, fare assieme, fare squadra, neppure si conoscevano tra di loro, ecco, alla fine dopo tante riunioni, tanti convegni che abbiamo fatto, cos'è che ti rimane di tutte le persone che hai conosciuto, associazioni, non associazioni, familiari, vittime? Prego. Allora, questa è stata un'iniziativa bella perché nel territorio non avevamo niente che potesse unire varie realtà associative di varie motivazioni, varie problematiche. E cosa mi è rimasto? Mi sta rimanendo un grande legame con man mano che ci si conosce, perché certe realtà uno se non le vive non le può capire. E invece così, rapportandosi con gli altri, abbiamo proprio la sensibilizzazione al problema anche di chi ci sta a fianco. E questa è una cosa grande. Marco, e tu come vedi la situazione appunto di tante associazioni sportive? Io e te ne abbiamo parlato tantissimo, è difficile anche dare d'accordo, c'è sempre chi vuole primeggiare, che vuole la propria visibilità a scapito di tutti gli altri. Cosa dici, Marco? Com'è la situazione nel mondo sportivo? Beh, devo dirti, Mirella, che per la mia personale esperienza io ho sempre trovato una buona collaborazione tra le varie associazioni sportive, soprattutto nell'importanza poi di mettere in piedi una rete che sia di sostegno sia ai giovani atleti, perché ricordiamo che ai ragazzi di oggi lo sport è sì un momento di divertimento, di crescita, ma soprattutto è un momento in cui riescono, come dicevo prima, a instaurare una rete sociale fuori dai telefonini, che sono lo strumento che va per la maggiore nella gioventù di oggi. Quindi avere anche una relazione a tu per tu con altri ragazzi, con gli avversari, con gli allenatori, con gli adulti, quindi essere inseriti in un contesto dove la crescita personale non è demandata solo a uno schermo è importantissimo. E devo dire che per la mia esperienza personale almeno qui nel Trevigiano le associazioni sportive lavorano molto bene, anche alle volte con delle collaborazioni che portano dei risultati importanti da questo punto di vista. Per quanto riguarda, io posso aggiungere una cosa invece a livello nazionale, quando mi muovo con la mia squadra appunto nazionale, che è sostenuta anch'essa da un'associazione, perché io faccio parte di un'associazione di pazienti che nei primi anni 90 in Italia ha dato spazio e voce allo sport per trapiantati, che all'epoca era un tabù, ok? Devo dire che quando noi portiamo questo messaggio a persone che magari non avevano mai sentito parlare di questa cosa, troviamo sempre della curiosità, quindi la voglia di conoscere anche situazioni che magari fino a un secondo prima non erano conosciute, o comunque dove non si pensava si potesse arrivare magari attraverso lo sport. E questo mi dà anche un po' l'orgoglio di dire che quello che facciamo, anche se è una piccola goccia, in realtà contribuisce a una cultura maggiore anche di sensibilizzazione appunto verso patologie, o comunque nel mio caso alla donazione degli organi, per esempio, che sono tematiche importanti che aiutano la società a crescere, secondo me, in una strada positiva. Allora andiamo a sentire cosa ha detto appunto Raffaele Garisi, un altro sportivo, si occupa di capoeira da tantissime altre attività di arti marziali, proprio il convegno Sport e Benessere. Raffaele Garisi. Pratico arti marziali e, diciamo, nello specifico pratico capoeira, che è un'arte marziale di derivazione brasiliana. È nata intorno agli inizi del 1500. Praticamente i portoghesi, quando hanno diciamo colonizzato quella che è l'attuale Brasile, hanno importato tutte le persone dall'Africa, dal Corno d'Africa, le hanno portate in Brasile appunto per forza lavoro, e quindi le hanno messe in schiavitù. E questa schiavitù è durata per molti secoli, e quindi si è sviluppata questa, diciamo, questa arte marziale che assomiglia a una danza, se avete presente, e che quindi nell'arco dei secoli poi queste catene sono state spezzate grazie appunto a
ha questa capacità di questi ragazzi e ragazze a ribellarsi appunto alla sottomissione. E, dal punto di vista, diciamo, odierno, la capoeira non è più, diciamo, non esiste più schiavitù, almeno in quasi tutto il mondo ormai la schiavitù è passata. Ci sono altri tipi di catene, però sono catene che ci portiamo dietro così a livello culturale, a livello sociale, a livello familiare e personale. E quindi noi attraverso la capoeira cerchiamo le arti marziali di difesa personale, cerchiamo di rompere queste catene, dando quello che è, diciamo, una disciplina, diciamo, dando delle regole che chiaramente qualcuno regole che sono state a livello, diciamo, sociale anche un po' dimenticate, e quindi diamo la possibilità di una disciplina che, come dice la parola, la radice, faccia imparare alla persona che si avvicina alle arti marziali, faccia imparare a conoscere se stesso. Conoscere se stesso è chiaro, quindi portare una conoscenza interna soprattutto, non solo tecnica, ma una conoscenza interiore, quindi portare un po' di luce e portare quello che è un cambiamento interno. A livello di cambiamento vibrazionale, cioè di star meglio, appunto, di avere più sicurezza di sé e in qualche modo comunque anche di rivivere quello che è un benessere anche di spirito. Non si è parlato di spirito, si parla solo di livello diciamo fisico, psichico, emozionale, mentale, però anche lo spirito ha bisogno di un benessere. Se dal punto di vista fisico, emozionale, mentale si sta bene anche dal punto di vista dello spirito della persona. Ecco, questo, quindi cerchiamo di dare questa motivazione. Ecco. Marco, come commenti queste parole di Raffaele Garisi? Beh, sicuramente mi trovano d'accordo, nel senso che diciamo che la disciplina di cui lui parla, semplicemente anche delle regole che nello sport sono obbligatorie, perché lo sport è fatto di regole, alle volte sono il primo ostacolo, soprattutto per i giovani, quando cominciano a avvicinarsi a una nuova disciplina sportiva, essa sia la capoeira o per esempio nel mio caso la pallavolo, perché ti devo dire che soprattutto quando si fa sport di squadra, di gruppo, che è una piccola comunità, quindi la squadra è una piccola comunità, la stessa squadra funziona se tutti rispettano quelle regole di convivenza sportiva, ma non solo sportiva, per raggiungere un obiettivo, un risultato. I ragazzi non si accorgono molto spesso che queste regole le aiutano a crescere non appunto solo dal punto di vista tecnico o di risultato sportivo, ma anche proprio, come diceva il mio collega sportivo, di crescita personale interiore, e questo poi lo si riflette in tante cose, banalmente nella scuola. Per esempio è assodato che gli sportivi che hanno dei buoni o buonissimi risultati nella vita sportiva hanno sicuramente dei buoni o buonissimi risultati nella vita scolastica, quindi questa voglia di mettersi in sfida prima con se stessi e poi ovviamente con gli avversari porta sicuramente a una crescita personale per me molto molto importante. Io l'ho vissuta in prima persona, ma la vivo tutti i giorni in palestra quando entro diciamo da allenatore con le mie squadre giovanili. Quindi Mirella, penso che l'esempio che ha portato il nostro amico della capoeira sia sicuramente un esempio vero ed è dimostrabile tutti i giorni quando si vedono questi ragazzi che grazie allo sport riescono a trovare un po' di, come dicevo prima, socialità e regole oltre a quello che è il mondo moderno, che nel bene e nel male è fatto di
attività che sono molto molto più sfuggenti e meno educative probabilmente di quello che può essere poi una sana, diciamo, disciplina sportiva. Allora, sentiamo anche come commenta Maria Pia Cavalletto: conoscere se stessi per cercare di stare meglio, per migliorare la qualità della vita. Sport e benessere, come lo vedi tu, Maria Pia? Allora, conoscere se stessi, questa è una cosa importante riguardo la malattia che rappresento, perché si riprogramma tutta la propria vita in base alle proprie energie, che purtroppo iniziano a essere centellinate quando iniziano i sintomi. E quindi il fare quello che si faceva prima non era più possibile. Le attività anche sportive che facevano prima certi malati non sono più possibili, e quindi bisogna sapere entrare in un'ottica diversa e saper dosare minimamente le proprie capacità energetiche e di sforzo. Logico, lo sport per una persona sana è una cosa che fa bene alla salute. Qui invece abbiamo l'opposto, la medaglia opposta, perché se facciamo un piccolo sforzo sia fisico che cognitivo, qui andiamo ancora a peggiorare i sintomi, quindi è una situazione totalmente all'opposto. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo a Treviso, basket unificato, poi lo commentiamo. Quest'anno faremo l'11ª edizione del torneo basket unificato Città di Treviso, che quest'anno abbiamo in modo esponenziale internazionalizzato. 33 squadre iscritte, di cui 10 straniere provenienti da Belgio, Ungheria, Polonia e Finlandia, 500 atleti per una 2 giorni, l'8 e 9 giugno di festa, sport, inclusività. Protagonista il basket unificato, pallacanestro riservata ad atleti con disabilità intellettive e relazionali che giocano insieme ad atleti normodotati. Le squadre saranno divise in 5 livelli di abilità per 67 incontri che si terranno alla Ghirada. Saranno coinvolti nell'evento anche 35 studenti universitari presenti per un tirocinio, impegnati nell'attenzionare gli atleti con disabilità, ma anche negli aspetti prettamente organizzativi. Saranno in panchina, cercheranno di capire come funziona il gioco, come funziona l'attività, ma poi parteciperanno anche a tutte le attività ricreative e impareranno come Special Olympics mette al centro l'atleta con disabilità. La parola d'ordine è inclusività, che passa anche attraverso lo sport, ma il torneo vuole essere allo stesso tempo un'opportunità di arricchimento per gli atleti normodotati attraverso la tenacia e la forza dei loro compagni. L'inclusione è fatta da 2 processi, l'adattamento della persona al contesto, ma anche il contesto alla persona. Per i giocatori, ultimi allenamenti prima delle gare. Sei pronto per questa avventura? Certamente, all'inizio non ero tanto entusiasta a farne parte, però capendo che mi avrebbe dato tanta riconoscibilità, io ho accettato e insomma vorrei tanto dare il massimo e fare bella figura. Allora sentiamo come commenta Marco Mestriner questo evento che ci sarà, dove c'è la politica, però ci sono tutti, scusa se te lo dico, ma lo dico apertamente: quando non fai parte dei cerchi magici fai fatica anche a far arrivare un solo studente o qualche assessore e via dicendo. Funziona così, ve lo dice la Mirella e ve l'ho detto tante volte. Allora Marco, come commenti questa iniziativa? Prego. Guarda, io voglio riportare una frase che mi è rimasta impressa in uno degli interventi che ho fatto ultimamente in una scuola media. Si parlava anche lì di sport e inclusione e con i ragazzi è venuta fuori che una frase che mi è piaciuta molto, che quando si parla di inclusione non vuol dire fare una cosa per te, ma fare una cosa con te. E questa piccola differenza nella frase fa tutta la differenza nel mondo, e quindi penso che il basket unificato in questo caso sia proprio un esempio di cosa significa fare le cose con te. Quando si riesce a mettere insieme in campo delle persone, tra virgolette, normali, ma sappiamo che questa parola purtroppo alle volte è un po' abusata, e delle persone con delle difficoltà o con delle diverse capacità, ok? Questo sicuramente è il risultato più grande che si può ottenere verso quella famosa inclusione di cui fortunatamente si inizia a parlare e di cui si inizia anche a avere dei risultati e degli esempi positivi come questo evento. Io poi da ex
diciamo così, cestista, quindi giocatore di pallacanestro. Devo dire che la pallacanestro come sport di squadra offre sicuramente tutta la possibilità di far sentire le persone in un team, di farle divertire insieme, quindi penso che un evento come questo possa essere solo un motore positivo, appunto per quello che si diceva prima, per l'esempio che può portare, ma soprattutto per far capire alle persone presenti che gli ostacoli e le difficoltà che si possono trovare possono avere anche delle soluzioni che alle volte sono magari lì alla portata, ma che non vengono semplicemente messe in campo. In questo caso invece sono sicuro che ci sarà da questo punto di vista un gran successo. Un altro successo che abbiamo ottenuto con l'evento dell'Ippodromo Sant'Artemio Sport e Benessere è di avere per la prima volta il Ministero della Giustizia che ha mandato un giudice a parlare proprio per inclusività, di includere, di accogliere. Andiamo a sentire cosa ha detto il dottor Marco Di Liberti. Quello che ti hai preso adesso, che mi hai fatto vedere prima. Convegno col dottor Marco Di Liberti. Sì. Ho appena detto. Il reato è una questione di relazione, non soltanto con un'altra persona o con più persone, ma riguarda tutti noi, perché comunque avvengono nelle comunità in cui poi tutti noi viviamo quotidianamente. Quello che ci viene richiesto, quello che proponiamo è quello di fare delle attività gratuite a favore della collettività in diversi ambiti, tra cui anche possono essere le attività sportive. Uno sport che abbatte i muri per tutti e alla portata di tutti, anche di chi deve reinserirsi nella società dopo aver avuto problemi con la giustizia. E questo uno dei tanti spunti emersi nel convegno Sport e Benessere voluto dalla nostra Mirella Tuzzato all'Ippodromo del Sant'Artemio, dove si sono ritrovati atleti appassionati, esperti di medicina, già perché lo sport ormai è parte integrante di ogni percorso medico-riabilitativo. I nostri pazienti si inseriscono in un ambito organizzato in cui c'è già la predisposizione per il recupero funzionale e il reinserimento sociale, di cui lo sport fa parte. L'Oras di Motta di Livenza ha avviato un progetto con i soggetti tetraplegici, uno tra i pochi a livello mondiale. C'è poi la storia di Marco Mestriner, trevigiano, campione del mondo nel volley con la nazionale trapiantati. Purtroppo avevo la malattia che non permetteva, diciamo, di svolgere quell'attività, però io sono un po' testa dura, come probabilmente qualcuno che deve affrontare qualche tipo di problema, invece di smettere di fare sport ho cominciato a farne il doppio. L'altra testimonianza è quella di Fulvio Marotto, ex meccanico rimasto senza arti a seguito di una malattia, oggi brevetta soluzioni innovative per sé e per gli altri. Ho voluto tornare a fare quello che facevo prima, cioè ho fatto degli strumenti per rifare quello che facevo prima. E questo che soddisfazione ti ha dato? Vedi che migliori sempre ogni volta, quindi ti dà lo stimolo. Marco, Fulvio e tanti altri sono loro i veri eroi, dicono i grandi campioni dello sport. Sono lezioni di vita che non mi aspettavo di prendere stasera, non sapevo che convegno fosse, lo ammetto, e vado a casa molto più ricco. Ognuno di noi vive delle sfide, lo sport ritengo sia il miglior strumento educativo per affrontare le sfide e per superarle. Allora Maria Pia, cosa dici? Tu fai parte delle associazioni, abbracciano le associazioni, non c'eri perché lavoravi, non potevi partecipare. Ecco, vedendo queste immagini, sentendo queste voci, tante voci, Ministero della Giustizia, inclusività, sport, benessere, sanità, c'era tutto, scuole, prego, giovani. Beh, mi è dispiaciuto enormemente non essere presente perché ero presente alla riunione pre-organizzatrice, quindi avevo capito un attimo la tematica e l'importanza anche delle persone che hanno aderito e sono messaggi che arrivano e stimolano le difficoltà che uno deve affrontare con certe situazioni, con certe malattie. Queste persone sono veramente grandi.
ma grandi, col cuore grande e con l'impegno grande, sia per se stessi che poi sono esempio per gli altri. Sentiamo anche Marco Maestriner come commenta. Ti sei risentito, Marco? Hai rivisto un po' dei passaggi? Prego. Beh, intanto ti ringrazio per questo appuntamento che hai organizzato, perché l'importanza, si diceva anche, di questi appuntamenti è quello di poter creare un po' una rete, no? Un punto d'incontro che alle volte è quello che serve anche alle persone per conoscerci, per conoscersi e permettere appunto condividere un po' le esperienze sia di vita, di malattia, di come qualcuno ha superato un certo tipo di difficoltà, che possono essere di esempio e di stimolo anche per altro tipo di difficoltà. Quindi sicuramente questo appuntamento è stato importante proprio per la condivisione e per la rete che si è creata. Quindi veramente grazie per questa opportunità. Dal mio punto personale di vista, io penso sempre che l'attività fisica e sportiva possa essere quantomeno un piccolo aiuto, no? per cercare di trovare un orizzonte diverso a quello che può essere appunto la difficoltà della malattia. Quando è possibile mettere in campo un po' lo sport, abbiamo visto, no? Da tante testimonianze che c'erano, che il risultato positivo lascia tutti sempre un po' a bocca aperta, no? Perché si pensa sempre, non pensavamo neanche noi di arrivare lì, e in realtà magari l'obiettivo che si era posto viene non solo raggiunto ma anche superato. Quindi queste esperienze e queste testimonianze possono essere solo di crescita per tutti i presenti, ma anche per tutti quelli che poi verranno a conoscenza di quello che è stato fatto tramite appunto i canali media, social, eccetera, eccetera. Quindi veramente grazie per questo appuntamento e speriamo che a Treviso e non solo a Treviso si possa continuare su questa strada di condividere esperienze sanitarie, mediche, sportive e quant'altro, scuola, importantissimo, che possano poi creare una base culturale dove far crescere poi i giovani soprattutto, ma anche dare una speranza in più a chi magari si trova in una situazione di malattia o di difficoltà. E a questo punto andiamo in pubblicità. «12 maggio, giornata mondiale della ME/CFS, encefalomielite mialgica, sindrome da fatica cronica. Malattia orfana che è tempo ormai venga riconosciuta anche in Italia, in modo che ai cittadini malati siano garantiti livelli minimi di assistenza medica gratuita, di riconoscimento della disabilità, di diritto allo studio in percorsi dedicati e di diritto al lavoro protetto. È una malattia neuroimmune, cronica, multisistemica, multifattoriale, riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità già dal 1969, cui è stato attribuito il codice ICD 118E49. In Italia la malattia ancora non è riconosciuta. È riconosciuta negli USA, Australia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Canada, Norvegia, Svezia, Belgio, Danimarca, Olanda, Spagna. È caratterizzata da un'estrema stanchezza, anche dopo minimi sforzi sia fisici che cognitivi, e provoca diversi gradi di disabilità a seconda della gravità della malattia. È molto debilitante. Limita drasticamente le attività quotidiane dei pazienti, causa i sintomi e le energie centellinate, sintomi quali l'estrema stanchezza, mal di gola, linfonodi ingrossati, febbricola, sensazione simil-influenzale, dolore muscolare, dolore articolare, cefalea, sonno non ristoratore, inversione del ciclo circandiano sonno-veglia, malessere post-sforzo fisico-cognitivo PEM, problemi di memoria e concentrazione, tachicardia posturale ortostatica POTS. L'età dei pazienti varia tra i 10 e i 60 anni. La maggior parte dei pazienti è costretta a lasciare gli studi e il lavoro. In assenza di legge e di tutela sanitaria, per arrivare a una diagnosi spesso ci vogliono anni. Non avendo riconoscimento di legge e ILEA, alle famiglie viene demandato totalmente
il compito di accudirli. Lo Stato italiano, i ministeri e le commissioni preposte non possono più non vederli e non provvedere affinché questi cittadini vengano presi in carico adeguatamente. C'è necessità del riconoscimento di legge anche in Italia. Ci vuole la ricerca per ottenere la cura e la qualità di vita che i malati hanno diritto di avere. I malati e i caregiver hanno necessità dello Stato e della sanità pubblica al loro fianco. Riconosciamo la malattia. Abbiamo in linea Tamara da Spresiano. Vai Tamara. Ciao Mirella. Ciao. Ascolta Mirella, io devo dirti due cosette. Allora, una, sabato scorso qua a Spresiano c'è stata la festa delle associazioni e c'era la figlia di mia cugina che ha problemi alla la schiena spiffica e fa danza lei. Mi ha emozionato, è una cosa pazzesca, avevo le lacrime fino alla bocca, mia cugina che piangeva, io non sapevo come tranquillizzarmi, però io voglio dire al giovanotto, perché penso che sia giovane, Marco Mestriner, a Marco, che si faccia forza e coraggio, che penso che anche lui i suoi problemi ce li avrà, come tutti abbiamo qualche malattia, qualche problema, che si faccia forza e coraggio. E ho una bella poesia da dedicarvi. Allora, la vita a volte fa male, a volte stanca, a volte ferisce, non è perfetta, non è corrente, non è facile, ma nonostante tutto la vita è bella. Bella. Brava Grazie. Tamara, grazie Tamara della telefonata, ti sento bene, mi fa piacere, vedete come partecipano agli eventi le persone, hanno bisogno di stare assieme, di proprio l'inclusione. Marco, cosa vuoi dire? Beh, mi fa piacere intanto che questa ascoltatrice si sia emozionata, perché come dicevo prima, no, alle volte si pensa che raggiungere un obiettivo sia impossibile, poi si vede in realtà che questo obiettivo non solo viene raggiunto, ma viene addirittura superato e dopo lì nascono le emozioni, quelle belle emozioni che poi questa ascoltatrice riportava, perché penso che appunto vedere una ragazzina che magari ha avuto dei gravi problemi poter danzare sia una cosa veramente importante e emozionante, quindi sono felice che ci siano queste testimonianze positive, vuol dire che quello che stiamo dicendo in realtà è vero ed è nella vita reale di tutti i giorni. Allora sentiamo Maria Pia Cavalletti invece se vuole commentare qualcosa su questa bellissima poesia di Tamara, ma soprattutto sul video che abbiamo visto e aggiungere qualcosa. So che stai facendo delle battaglie incredibili. Prego Maria Pia. Beh, la poesia che ci ha dedicato questa nostra Tamara arriva al cuore. Il fatto che uno si emozioni per le realtà che ci sono di associazionismo, di bisogno, vuol dire che si è sensibili alle problematiche di tutti quanti. Quel che riguarda invece la mia situazione invece è un po' più delicata per questi malati, perché sono proprio abbandonati da più di mezzo secolo. In Italia non abbiamo una legge, una tutela. Purtroppo batto chiodo su questo e abbiamo una legge del 2015, la numero 6, nell'articolo 27 della Regione Veneto, che aveva riconosciuto la malattia, ma poi non è più stata messa in vigore. Quindi anche lì è peccato che si sia arenata questa cosa, questo buon passo che aveva fatto la Regione Veneto per i nostri malati e poi è lasciato tutto decadere così. Un'altra invece bella notizia è stata quella del progetto di legge a settembre di alcuni parlamentari della nostra regione, delle regioni anche del Friuli, con un progetto di legge e che adesso sta prendendo pian pianino piede, non è ancora discusso, ma è stato affidato alla prima commissione degli affari costituzionali e alla quinta del bilancio. Piccole speranze che spero che prima o poi arriviamo all'obiettivo.
È un obiettivo il tuo che però secondo te dovrebbe essere più supportato anche dalla Regione Veneto. È un obiettivo, come abbiamo detto prima, se la politica vuole qualcosa supporta, e questo supporto è fondamentale perché poi là si muove tutto. È inutile che ce la giriamo, Maria Pia, devi essere ascoltata da chi di dovere. Ci sono le commissioni apposta. Ti hanno mai chiamato? Hai mai parlato? Beh, io sono stata ospite più di qualche volta in audizione in 5ª Commissione Sanità in Regione Veneto. Solo che abbiamo questa legge che, se fosse messa in vigore nel Veneto, potrebbe essere presa come esempio anche in altre regioni e velocizzare anche il riconoscimento nazionale, perché se... Perciò c'è questa legge? C'è questa legge, ma non è stata messa in vigore. Ma secondo te perché? Probabilmente c'è un giro anche di necessità economica, quindi ci sarà anche quel discorso da dove direzionare, penso, i soldi, perché le necessità dei malati in questo momento non sono supportate. E questo dispiace, perché poi si deve affidarsi alla sanità privata e quindi poi diventa oneroso per le famiglie, per i malati, avere un minimo di attenzione specialistica. Che non è cosa... C'è bisogno dello specialista vero e proprio in ospedale, la formazione degli specialisti all'università, c'è bisogno di un registro di questa malattia, quindi la collaborazione di medici di base che possono fare una descrizione di quanti malati possono avere o non avere con questo tipo di sintomi, e quindi poi anche collegarsi con le ricerche che ci sono già in atto a livello internazionale. Queste sono importanti. Abbiamo Raffaella da Paese. Ciao Raffaella. Ciao Mirella, buongiorno e ciao ai tuoi ospiti. Allora, io volevo ringraziarli, Maria Pia, perché grazie a te, Mirella, io ho potuto conoscere una realtà che non conoscevo e poter far passaparola della grande e importante battaglia che Maria Pia sta facendo e che è importante farla, e io, come mamma, come associazione La Voce di Lisa, sarò ben volentieri al suo fianco per dare voce a questa cosa che spesso, questa patologia che spesso non si conosce, ed è importante unire le voci perché in tanti si può andare avanti, da soli si fa sempre poca strada. E poi volevo fare i complimenti allo sportivo, a Marco, che ascoltandolo mi ha dato una forza in più, e ricordare a chi non ce la fa che in effetti dentro di noi c'è sempre una speranza, e se si vuole si trova una forza per andare avanti. Un saluto e vi seguirò, grazie. Grazie a te Raffaella per queste parole importanti. Ecco, il supporto, fare squadra, ma soprattutto conoscere, sapere. Quasi quasi ti conviene fare un fumetto, Maria Pia. Andiamo a vedere questo servizio a Padova, fumetto celiachia. Andiamo a sentire. La celiachia è una malattia autoimmune che in Italia colpisce una persona su 100 e che negli ultimi anni ha fatto registrare una crescita dei casi diagnosticati. La storia della piccola Rosetta è un fumetto che racconta le difficoltà di una bimba intollerante al glutine che nessuno capisce e che non può mangiare nulla. Il fumetto è il mezzo più semplice e diretto per raggiungere i più piccoli, per spiegare loro che cos'è la celiachia. Il progetto vede come capofila l'Istituto Zooprofilatico Sperimentale delle Venezie. L'obiettivo è quello di parlare ai bambini della celiachia attraverso un albo illustrato, peraltro una pubblicazione molto bella di cui siamo orgogliosi, e l'idea è di parlare non tanto ai bambini celiaci, perché i bambini celiaci purtroppo conoscono molto bene la loro malattia e conoscono le limitazioni che questa malattia comporta, ma di parlare agli altri bambini, perché purtroppo queste malattie a volte sono causa di esclusione di questi bambini che si sentono diversi dagli altri, e quindi siccome la paura nasce dall'ignoranza, no? e la diversità appunto viene a volte percepita con timore, far conoscere ai bambini, far capire cosa significa avere un compagno celiaco, un bambino celiaco nella propria classe, nel proprio giro di amicizie, aiuta a fare inclusione e a rendere migliore la vita di questi bambini.
Un progetto che coinvolge anche l'USL 2 della Marca con il supporto della Regione. L'albo illustrato Rosetta è una torta per tutti affronta con delicatezza e sensibilità la realtà dei bambini celiaci e il rischio di isolamento quando le loro esigenze alimentari non vengono comprese dai non celiaci. Esce fuori questa figura dello zio che invece è un cuoco pasticcere che viaggia il mondo in lungo e in largo, e quando torna trova appunto Rosetta, che è la bambina in questione, che è un po' triste, si domanda perché, e quando viene a scoprire appunto che ha questa problematica riescono insieme a trovare una soluzione e quindi a trasformare questo paese dove c'è cibo per tutti in un paese in cui c'è cibo veramente per tutti, quindi anche per chi soffre intolleranza. Una copia dell'albo illustrato sarà consegnata a tutte le scuole primarie del Veneto. L'importanza, Maria Pia, ecco, di far capire perché la politica, quella che dovrebbe fare lei le cose, ecco, è sempre la persona fisica, il cittadino, l'associazione che porta avanti questi problemi, che cerca di risolvere anche in maniera, avete visto, abbiamo avuto anche la mamma di Tommaso che ha fatto questo fumetto L'unicorno per far capire l'importanza della donazione, ad esempio. Ecco, queste persone da sole che riescono a centrare l'obiettivo. Prego Maria Pia. Soprattutto perché vivono l'esperienza della malattia e conoscono tutte le sfumature che anche un semplice specialista non può capire, un luminare non può capire se non le vive direttamente in famiglia con qualcuno che vede 24 ore su 24, portando le esperienze che del malato a conoscenza in questo modo con i fumetti. Io nel mio piccolo come comitato con questi piccoli video, in modo da poter portare la conoscenza di come uno deve sopportare la malattia, è una cosa importante per poter bussare alla porta ai politici e far capire la pesantezza che si vive, perché altrimenti non c'è la conoscenza. Se non c'è neanche lo specialista della malattia, come fanno a conoscere più di tanto? Ci sono medici che sono a fianco di questi malati, ma lo fanno proprio con l'amore e la passione di essere a fianco, però qua ci vuole la formazione vera e propria. Abbiamo Mirella da Verona. Ciao Mirella. Ciao. Prego. Ciao. Allora, ascoltami, io sono celiaca, però sono una celiaca rovinata perché me l'hanno scoperta a 52 anni. Ciao! Allora, bisogna scoprirle presto. Avete sentito l'importanza di divulgare anche questo fumetto nelle scuole, che è molto importante da piccoli, e imparare a capire, a conoscere il proprio corpo. Grazie Mirella per questo input che hai dato fin da piccoli. Io dico sempre che bisogna entrare nelle scuole da quando sono piccoli. Allora Marco, come ci saluti e cosa vuoi dire? Come ci saluti? Dai Marco. Intanto voglio ringraziarti sempre per questa opportunità e questo spazio che comunque, siccome è molto seguito nella nostra regione, è un'importante occasione per parlare appunto di tematiche che magari alle volte rimangono un po', non dico sotto il tappeto, ma magari in disparte. Penso che la cosa che deve rimanere di stamattina, la chiacchierata che abbiamo fatto, è comunque l'importanza di una rete associativa e di istituzioni sanitarie, politiche, che possano poi sostenere i malati, le persone che hanno difficoltà, persone che se non trovano un aiuto appunto dalle istituzioni o dalle associazioni rimangono emarginati dalla società. Questo bisogna avere il coraggio di dirlo. Anche nel mio caso, io fortunatamente faccio parte di un'associazione che a livello nazionale si chiama ANED, o quella che abbiamo nominato prima, e questa associazione dà veramente alle volte delle risposte a dei pazienti che sarebbero un pochino abbandonati a se stessi, perché per quanto il nostro sistema sanitario sia comunque un'eccellenza a livello mondiale, questo permettimelo di dirlo, soprattutto qua nel Veneto, alle volte ci si ferma solo all'aspetto medico e non si va oltre a quello che può essere l'aspetto sociale, e da qui in poi devono entrare in gioco le istituzioni, le associazioni che devono lavorare insieme poi con l'aspetto sanitario. Quindi diciamo di questa chiacchierata mi sento di dire che bisognerebbe sempre continuare un passettino alla volta a camminare su questa strada, in modo che tutte le persone possano veramente vivere appieno la propria vita nonostante le difficoltà che poi non hanno scelto. Ricordiamoci che le persone non scelgono le difficoltà, si trovano solo ad affrontarle, quindi
diamo degli strumenti per poterla affrontare nel modo più corretto. Grazie a Marco Maestrinella, atleta nazionale italiana pallavolo trapiantati e dializzati, associazione ANED, associazione nazionale emodializzati, dialisi e trapianti. Grazie Marco, un in bocca al lupo per il tuo futuro sempre bellissimo e meraviglioso, perché tu lo sei una persona meravigliosa. Grazie veramente a Marco Maestrinella. Maria Pia Cavalletti, come ci saluti? Che messaggio vuoi dare come ultimo messaggio? Beh, intanto ringrazio dell'esperienza che ci ha comunicato Marco a tutti noi e poi anche delle belle parole di Raffaella della Voce di Lisa, perché è stato un merito del tuo impegno di unire tutte queste associazioni, conoscerci e poter aiutarci e dare eco alle istituzioni di quel che stiamo vivendo, perché altrimenti non abbiamo voce. Quindi essere uniti in questa rete le associazioni abbracciano le associazioni è una cosa fantastica, perché così tutti possiamo conoscere tutti. Grazie anche a Maria Pia Cavalletti, Presidente Comitato ME-CFS, grazie ancora, pubblicità. L'unico al mondo ad avere la patente senza mani e senza gambe. Allora, la domanda è: perché questa voglia di lottare, di vivere? Tu dicevi, quando ero in ospedale, qui prego i dottori di ascoltare, il sangue spruzzava su tutta la stanza, non riuscivano a fermarlo e lui continuava a dire: ma cosa fate? Tagliate! Prego. Perché questa voglia di vivere, di fare la carrozzina? Non mi serve, non la voglio, devo camminare. In carrozzina è scomodo andare in giro in carrozzina, in effetti. Allora mi sono fatto le gambe. No, è semplice. Dalla carrozzina è passato alle gambe? Sì. Le prime però non funzionavano? No, le gambe, beh, è chiaro che io ho dovuto inventarmene, non è che sapevo come si facevano le gambe, quindi ci è voluto un percorso che sto facendo tuttora, non finisci mai di imparare, quindi studio sempre, continuo, non è che c'è una fine. E lo sport? Perché tante discipline, provare tutte le discipline? No, non è che le provo tutto, io ho voluto tornare a fare quello che facevo prima, cioè ho fatto degli strumenti per rifare quello che facevo prima. E questo che soddisfazione ti ha dato? Vedi che migliori sempre ogni volta, quindi ti dà lo stimolo, perché per dire in moto guido, sembra assurdo, guidi più veloce di prima, ma in realtà è così, proprio perché l'automatismo, con un arto, con la mano sinistra faccio 8 comandi quando normalmente ne fai una. Uno può pensare che casino, e invece è più semplice che averne uno, però è una storia lunga da spiegare. Sì. Per abbreviare, è una storia lunga da spiegare. È una storia lunga da spiegare, cercheremo di spiegarla e di raccontarla, vedremo ognuno dalla sua angolazione, con 2 ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Federica Iachimasco, atleta parakarate polisportiva Teraglio di Mestre, e Emanuele Giuge, primo maestro di parakarate in sedia a rotelle nella storia italiana. Perciò avete sentito questa mattina di storia, abbiamo sentito Fulvio Marotto, questo uomo senza mani, senza arti, senza naso, senza milza, l'unico al mondo che ha la patente, ma ha detto sì, però senza mani e senza gambe, pattina, scia, fa di tutto e di più, si crea gli strumenti. Partirei proprio da Federica, vedendo Fulvio, che te lo presenterò, non so se l'hai mai conosciuto, ma te lo presenterò. Cosa senti? Ecco, cosa ti sentendo quello che ha raccontato? Perché è una brava persona, mi è sembrata una brava persona e di non fermarsi nell'ostacolo. Ho detto, se io voglio fare quello lo faccio. E
E ci si riesce? Esatto. E ci si riesce. Senti Fede, raccontiamo un po' la tua storia, perché questa passione per il karate e soprattutto diventare campioni, facciamo vedere anche la medaglia perché lei se l'è messa sotto, ma io adesso gliela faccio, eccola qua, questa campionessa, raccontaci un po' la storia e poi dove sei arrivata per arrivare a questa medaglia, quanto impegno, quanto sacrificio, naturalmente sempre con la scuola, prego. Allora, 5 anni fa ho iniziato a far karate. Ho iniziato, diciamo, un po' così accompagnando mio papà. Che è qua vicino, eccolo qua. Accompagnando mio papà ho detto, visto che devo stare qua un'ora a non fare niente, provo anch'io a fare qualcosa. Se mi piace magari. Esatto. E quindi ho iniziato anch'io e mi è nata questa passione per il karate. E un anno e mezzo fa Luca Nicosanti mi ha chiesto se volevo entrare dentro la nazionale e quindi a marzo dell'anno scorso mi ha chiesto se volevo fare il primo europeo. Diciamo che è andata bene, più che bene, quando nessuno si aspettava che sarei arrivata a quinta. Poi ho fatto il mondiale e si sono tolta una soddisfazione, sono arrivata terza. E l'ultima, poi ho fatto i Virtus Global Game, che anche là sono arrivata terza. Hai capito? Sto fringuello qua, avete capito che è un fringuello se la vedete, Prego. Poi l'ultima soddisfazione che mi sono tolta è di conquistare il terzo posto all'europeo di quest'anno. E vai, e vai. Abbiamo Maurizio da Conserve, poi sentiamo papà Manuel Giuge. Vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io devo dire una cosa, Mirella, se sei d'accordo, in questo mondo che sta andando al contrario di tutto e di tutto, io sono sempre più convinto che siamo noi che dobbiamo imparare tante cose che ci stanno insegnando sti ragazzi e tutte queste associazioni, perché è veramente una cosa meravigliosa. Certo che però, Mirella, non so se sei corrente, che nelle scuole, specialmente a Treviso, c'è un qualcosa che non vedo tanto bene. Per esempio, la settimana scorsa vogliono togliere Dante alle scuole perché parebbe capire che dà fastidio a qualche religione musulmana. Io sono allibito a sentire questi discorsi anche, e mi scuso Mirella se ho aperto un capitolo fuori tema questa mattina. Ma di solito non è che siano sempre in tema le telefonate, noi ascoltiamo tutti, ognuno può dire quello che vuole indipendentemente del tema. Ecco, ne approfitto per salutarti Mirella e saluto tutti quanti i tuoi ospiti e ci sentiamo prossimamente. Grazie Maurizio, ne abbiamo parlato proprio di questo Dante proprio sabato, perciò abbiamo già espresso con gli ospiti quello che molti pensano, ognuno poi a casa si fa le proprie riflessioni, però torniamo da Manuel Giuge con questa figlia, questa famiglia meravigliosa, questa grinta, ma da qualcosa nasce la grinta di questa ragazza, Prego Manuel. Io cerco sinceramente di essere sempre nel mio piccolo, nelle mie possibilità, un esempio insomma, perché è importante dare motivazioni, dare speranza, anche dar stimoli, cioè è fondamentale perché soprattutto in certi periodi la vita può essere un po' complicata, può metterti davanti a delle sfide, a dei problemi, che però grazie anche, se conosci magari anche le persone giuste, le situazioni giuste, riesci a approfittarne e prendere il treno che passa, magari ne vieni fuori molto più pieno di te, più forte di te, sì. Quindi Federica sono contento che ha preso questa palla al balzo, si impegna molto perché appunto è sempre in palestra, perché dopo i risultati arrivano. E scuola, adesso è un periodo che si sta dedicando totalmente allo sport. Però non ha lasciato la scuola, nel senso che continua a studiare, Federica,
o al momento hai No, proprio no, deciso? assolutamente. Che scuola hai fatto? Linguistico. Ah, ma hai fatto, cioè Sì, hai sì, un sì. diploma? Sì, sì. Cioè è arrivata il diploma allenandosi e sacrificando. Avete capito che si può fare tutte e due le cose. Senti Manu, raccontiamo un po' la tua storia. Allora, Sì. nel momento che stavi benissimo, poi cosa succede? Io semplicemente a circa 10 anni ho una malattia genetica rara, quindi ho una distrofia muscolare. La mia forza va a perdersi di anno in anno. Quanti anni avevi? E quando mi è stata diagnosticata avevo circa 9 anni. E camminando in punta dei piedi i miei genitori hanno visto che c'era qualcosa che non andava, abbiamo fatto degli esami più approfonditi e dopo 2 anni è venuto fuori che appunto avevo questo difetto genetico che non mi permetteva di rinforzare, rigenerare le fibre muscolari praticamente. Quindi se io vado sotto sforzo perdo forza e la perdo. Cioè, mentre uno va in palestra, va sotto sforzo e dopo la recupera un po' di più di come era prima. Io purtroppo ho questo difetto, questo problema, e all'epoca è stata dura perché comunque ti trovi all'età di 11 anni più o meno che ti dicono probabilmente prima o poi finirai in sedia a rotelle e tutto. E per un ragazzino non è Per un ragazzino non è il massimo. Dopo fortunatamente, conoscendo appunto anche le persone giuste, come ho detto prima, ho capito che la carrozzina nel mio caso non doveva essere un problema, ma doveva essere una soluzione al mio problema. Cioè solo per muoverti in maniera diversa. Esatto, voglia. Pensavo... Cioè, hai capito subito questo, che la carrozzina diventava solo un mezzo per vivere la quotidianità che se no non avresti vissuto? Ci è voluto del tempo? Sì, ci sono voluti più o meno 20 anni. Avete capito. Francesco da Treviso, vai Francesco! Buongiorno, anch'io pratico karate. Sì. Prego Francesco, parla pure al telefono, non ascoltare la televisione, vai. Sì, nel tempo libero pratico karate, cintura verde. Ma hai dei problemi, cioè, oppure sei normale? No, disabilità leggera, ma oltre al karate lavoro. Lavori, fai sport, hai una disabilità leggera, perciò fai tutto, ecco, e sei contento o sbaglio? Sì, sono contento. Sei contento. Quanto ti aiuta lo sport a vivere anche la quotidianità in maniera diversa, anche da questa piccola disabilità che hai? Così... ma c'è anche gente che rompe le scatole. Ah beh, quella ci sarà sempre, non ti preoccupare, quella la troverai comunque e dovunque, quello non c'è un problema, però continua così Francesco. Ne approfittano, fuori dallo sport c'è gente che ne approfitta a rompermi le scatole. E cosa ti dicono Francesco? C'è gente che fa dispetti anche. Ti fa anche i dispetti, ma tu sei superiore, ma guarda lontano, tanto i disabili sono loro, ma proprio sono disabili mentali, quelli ma forti anche. Grazie Francesco, un abbraccio, se hai bisogno chiama pure, noi siamo a disposizione anche per sentire la vostra voce, per darvi anche un supporto. Allora, ecco Federica, ecco ci sono delle persone cattive, dice Francesco è fragile, hai sentito, ha bisogno anche di essere supportato e lo sport lo sta aiutando molto. Cosa vuoi dire Francesco, anche quando incontra queste persone, tu ne hai mai incontrate? Vabbè, quelle ci sono sempre persone cattive che... Ma il comune è mezzo gaudio. Beh, la prima cosa che voglio dire a Francesco è di non ascoltare queste persone che gli dicono cose cattive, non so in che contesto, però se glielo dicono nello sport, di non ascoltare quello che gli dicono e di andare avanti di fare quello che gli piace. E casomai chiama la Federica, che così in due, ecco, vi difendete bene, sai che l'unione fa la forza. Ascolta Manuel, quando hai capito l'importanza dello sport, che questo ti aiutava veramente a supportare anche delle situazioni difficili, dei percorsi che avrebbero sì richiesto molto sacrificio, ma però poi ti avrebbero portato a una felicità anche interiore molto forte. Prego. Sì, semplicemente la cosa più importante che a me personalmente ha dato lo sport è stato il conoscere altre realtà,
conoscere altri ragazzi, ragazze di qualsiasi età, con difficoltà anche molto maggiori rispetto alle mie, che però all'epoca già si divertivano facendo sport molto più di me. E io là ho capito, forse sono io che sto vedendo appunto la disabilità dal lato sbagliato. Ho detto, perché magari un ragazzino di 11 anni sta facendo sport, si sta divertendo, nonostante magari una condizione molto peggiore, e io sono qua a piangermi addosso. Forse sono io che non ho capito bene l'importanza di quello che ho ancora e che posso dare. Perché non mi hai mandato neanche un video di questo sport che pratichi? Possibile che tu non avessi neppure un video? Lui è così, anche l'altra volta, vero Manuel? Perché sono importanti questi video da vedere, da far vedere anche a casa come fate, come vi muovete, perché loro vogliono anche partecipare. Per quello vi chiedo sempre di mandare i video, perché vedi una realtà da un'altra angolazione, una realtà diversa. Allora vediamo questa foto di questa gara di Federica. Ecco qua dove siamo allora. Manuel, racconta tu. Sì, questo qua è il mondiale di ottobre a Budapest, che appunto dove Federica si è qualificata. Ecco qua siamo in palestra appena tornati dall'evento, dove si è qualificata appunto terza. E qua sono i riconoscimenti col presidente della nostra società, il presidente Vladi Vardiero, che è presidente del settore carattere Veneto, e questa qua è Federica appunto durante guardate l'occhiata, guardate lo sguardo di Federica, la concentrazione. Federica, qui è la concentrazione ai massimi livelli, o sbaglio? Sì, tantissima concentrazione, devi anche cercare di non sconcentrarti, perché ci sono anche i tuoi compagni che nel frattempo ti fanno il tifo. Ma è bello però, vero? Riesci a concentrarti anche quando c'è questo pubblico che ti guarda, che ti supporta, magari che grida, che batte le mani, cioè senti che c'è questo calore? Sì, lo sento, però diciamo che un po' tendo un po' a isolare, cioè dico ok, ci sono loro là, però non mi devo sconcentrare. Io sono in un altro mondo in questo momento, esatto. Sono concentrata su un altro mondo. Senti Manuel, perché il karate? Da dove nasce questa voglia di fare questa disciplina? Ecco, dove ti sei stato intrigato? No, io praticavo karate appunto quando non avevo neanche ancora tutte queste difficoltà, quindi da bambino appunto praticavo karate. E all'epoca appunto ho detto di smettere perché pian piano i muscoli sempre meno forti e tutto il resto, anche il morale era sempre più a terra, quindi ho lasciato. Poi appunto Arico, il maestro Roberto Ronchini della Polisportiva Terraglio, mi ha chiesto: guarda, voglio aprire al parakarate e voglio iniziare anche questa avventura, perché non ricominci. Allora da là poi ho cominciato. Il karate ti insegna tantissime cose, oltre a conoscere meglio il proprio corpo e a migliorare appunto magari la coordinazione, tutta la respirazione, che sono cose fondamentali nello sport, però ti fa conoscere anche tante altre realtà dove te puoi un po' succhiare da uno, succhiare dall'altro e imparare molto di più. Io l'anno scorso ho fatto appunto il corso da aspirante allenatore, è andato appunto a buon fine, adesso ho iniziato un altro corso proprio per specializzarmi sugli allenamenti per i ragazzi con disabilità, e da cosa nasce cosa, insomma. Adesso mi trovo qua, fatalità c'è anche Federica qua con me, che se non fosse venuto fuori da questa intuizione del maestro Roberto Ronchini e dal suo tecnico della nazionale maestro Nico Santi, lei non sarebbe qua e probabilmente neanche io. Ma loro si sono accorti che questa ragazza aveva qualcosa in più, sì, perché loro hanno l'occhio lungo, vedono veramente lontano. Andiamo a vedere allora questo servizio Federica Iachimasco, andiamo a sentire. Federica, cosa stiamo vedendo? Allora, qua stiamo vedendo, sono a Zadar, all'Europeo di quest'anno, e qua mi avevano appena detto che ero andata in finale per il bronzo, e diciamo che un po' di ansietta c'era,
che ho detto andiamo a prenderci questa medaglia. Andiamo a prenderci. E quindi ci sei riuscita. Ascolta Federica, noi abbiamo parlato di te, di tuo papà, ma è la compagna, la mamma, questa persona, è la famiglia in generale che ti aiuta nel sacrificio, perché tutti fanno sacrifici, non è che lo fai solo tu o il tuo papà, c'è una squadra che fa sacrificio. O sbaglio Federica? Cosa vogliamo dire a questa persona che magari ti sta guardando e ascoltando? Beh, diciamo che la mia mamma è sempre con me, tu intanto vai, poi io tutto tranquilla che io ti raggiungo, ti vengo a supportare sempre. Quindi diciamo che lei sempre. È stata determinante. Sì. Manu, è fortuna avere una donna sempre che ti aiuta, che ti supporta, che ti incoraggia, che ti sprona. Tu intanto vai, che poi io arrivo, sì. Ma tu vai, no. Che io ci sono, ma tu vai, prego. È fondamentale, perché dopo tutti arriva un certo punto dove magari ci si può impigrire un po', magari fuori sta piovendo, allora dici no, sto a casa oggi, mi riposo un po', e invece è una persona, cosa ti riposi? Vai, corri, cammina. È sempre stata così da quando l'hai conosciuta? Sì, è un terremoto di positività. Veronica. Veronica, ciao, se ci stai guardando un grande saluto e un grande abbraccio Veronica, perché te lo meriti anche tu, per loro sono bravi, ma sei stata brava anche tu, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, è vero, perché veramente supportare è fondamentale per queste persone. Federica perché stava crescendo, faceva dei percorsi anche difficili, perché studiavi anche all'epoca, però tu vai, che poi io ci sono, la dice lunga. Un'altra cosa volevo dirti Federica, ecco, quando tu studiavi, com'era la scuola con gli impegni che avevi? Cioè ti ha supportato oppure facevi fatica a far capire che avevi anche questi allenamenti, che dovevi prepararti, i compiti? Cosa vuoi dire? Com'era questa scuola e com'è sta scuola secondo te? La scuola mi ha sempre supportato, infatti quando mi hanno detto che devo stare via più di 14 giorni mi hanno detto guarda, nessun problema, ci organizziamo, quando torni poi vediamo come fare con le verifiche, con i compiti, quindi la scuola è sempre stata molto disponibile. Io a Sport e Benessere abbiamo avuto proprio una ragazza, anche come te, che fa il karate, che lei dice l'importanza di questa disciplina, un fringuello come te, io non avrei mai immaginato, ma con una forza e una determinazione incredibile. E poi avevo un'altra ragazza che non abbiamo il filmato, dove quando io gli chiedo quanto è importante lo sport per i ragazzi, lei all'inizio apre dicendo però non deve essere un obbligo, cioè io devo fare sport se mi piace, se lo sento, ma non essere obbligata. Però io gli ho detto è vero, però è anche vero che io ti do la possibilità di scegliere una disciplina in un evento magari, ci sono tante discipline, tu ne provi una, ecco, provando una disciplina come quando vai a Luna Park, scegli una giostra, mi piace, risalgo, non mi piace, non salgo più, però ho provato. Secondo te non sarebbe utile invece, prima di dire non faccio sport, cercare di provare un qualcosa e vedere, ma è possibile che con tutte le discipline che abbiamo non ce ne sia una che ti intrighi? Perché questo no e non voglio essere obbligato? Tu intanto prova e poi vediamo se è un obbligo o un piacere. Cosa vuoi dire? Come la vedi tu, Federica? Secondo me comunque dovrebbe provare un po' di sport, cioè calcio, karate, eccetera, eccetera, provare e poi dire no, questa disciplina non mi piace o mi piace, allora vado avanti. Cioè provare è importante secondo te. Se poi non ti piace, prova qualcos'altro. Oppure ne provi diverse. È possibile che una non ti piaccia o una disciplina con tutte le... Io non so neanche quante siano, sono talmente tante. Secondo te bisogna forse stimolarli, intrigarli di più, proprio partecipando a questi eventi che adesso veramente sono tantissimi, perché vediamo non solo il fine settimana ma anche durante la settimana quante cose si organizzano. Quanto importante è per cercare di mandare questo messaggio ai giovani? No, è fondamentale la promozione e cercare di... L'obiettivo è tirar fuori dalle case più ragazzi e ragazze possibili. Quello è l'obiettivo, perché ormai col telefono, col computer ci si distrae e si perdono ore pensando di perdere minuti in verità, stando davanti a questi aggeggi. E il fatto appunto dello sport, non esiste una persona secondo me al mondo a cui non piaccia
totalmente fare sport, perché ce ne sono talmente tanti e di talmente hanno un raggio enorme, cioè dal poter giocare a scacchi è uno sport, certo. Okay? A uno che non gli piace fare attività fisica è un'attività mentale, gli scacchi, esatto. non c'è non niente è che devi fisico. per forza fare movimento, per forza sudare. esatto. Secondo te come si possono intrigare questi ragazzi? Perché la scuola fa quello che può, ma dopo nel momento che escono è là che ti voglio, perché lo sport costa, non tutti hanno la possibilità. Io ho trovato delle società che dicono ma noi facciamo gratuitamente, il problema è sapere se qualcuno lo sa, però che squadre, che società fanno gratuitamente, dove le posso trovare, perché tutti pensano che tutti sappiano tutto, poi alla fine non sa niente nessuno. Prego Manuel. Prima di tutto allora deve partire da appunto il ragazzo o dal genitore magari che cerca di stimolare di più a venire adesso i mezzi ci sono di comunicazione per trovare. Ovviamente le società quello che possono fare è noi andiamo anche magari nelle scuole la mattina a fare un po' di promozione, a cercare di far vedere questo sport. Andiamo io e Federica con la nostra maestra Francesca. Bisogna avere voglia, deve partire prima di tutto dall'atleta in questo caso, dal diretto interessato, perché io posso venire a casa tua, prenderti per un braccio, tirarti fuori, ma se te non vuoi uscire non ci esci. Quindi il mio consiglio è quello là di, se sono un genitore e vedo magari che mio figlio o mia figlia potrebbe fare qualcosa di più che starsene a casa, magari a lamentarsi anche, vorrei cercare di trovare un modo per spronarlo e tirarlo fuori di casa. Ascolta Manuel, ma secondo te che messaggio vorresti dare questa mattina a quei genitori che non riescono a capire l'importanza di stimolare questi ragazzi, perché ci vuole anche da soli, io dico sempre che non arrivano, non ci arriveranno mai, dobbiamo andarli a prendere, dobbiamo portarli, almeno le prime volte finché riusciamo a capire, come dice giustamente Federica, il messaggio, provo, poi vedo se mi piace, dico sì, dico no, ma almeno ci sono andato, l'ho portato. Ma perché tanti genitori non riescono a capire questo? Cioè il fine settimana gli studenti non arrivano da nessuna parte se non si muove la politica, allora quando si muove la politica si muove tutto. È inutile da dire, è così, l'abbiamo visto e sentito. Però questi ragazzi invece dove non riusciamo ad arrivare, dovrebbero essere i genitori a fare questo, o sbaglio? A cercare di non portare dove vogliono loro, ma magari dove questi ragazzi avrebbero una visione diversa anche della vita e dello sport. Sì, dovrebbero, secondo me, intanto come prima cosa è importante non aver paura che magari il figlio o la figlia si possa rimanere delusa, possa farsi male. Perché tanti possono essere anche iperprotettivi e fanno al contrario di quello che sarebbe il bene dell'atleta, del ragazzo, perché anche nel diciamo, settore della disabilità, molti genitori possono pensare che il figlio, che può avere magari una disabilità intellettiva o anche un problema fisico, possa andare incontro a farsi male o a conoscere delle persone che lo possono prendere in giro. Quello purtroppo c'è e ci sarà sempre in tutto l'arco della vita. Sono bambini, sono ragazzi ed è giusto che da subito si facciano le ossa, le spalle larghe su questa roba. Quindi non bisogna creare più problemi di quelli che già ci possono essere. Anzi, bisogna cercare di mettersela via, sperare che dopo vada tutto bene, però i ragazzi si devono fare l'esperienza sia positiva che negativa. Senti Federica, se tu non avessi accompagnato il tuo papà a fare questo sport, a praticare questa disciplina, tu hai detto una cosa importante, io forse non sarei mai arrivata a fare karate. Ecco, allora io penso a quanti ragazzi magari pensano di non riuscire a fare una cosa, ma perché nessuno ha la fortuna, o molti di loro, di avere un papà o una famiglia come la tua, mi viene da dire. Perché a questo punto, se Federica stessa dice se io non avessi accompagnato mio papà, io karate magari non saprei neanche che cos'è, l'importanza di far percorrere assieme questi ragazzi. Ecco, cosa vuoi dire rispetto anche alle parole che ha detto il tuo papà, Federica? Allora, diciamo... Che messaggio vuoi dire a casa a questi genitori che non riescono a capire invece che i ragazzi vanno accompagnati in questi percorsi sportivi?
Beh, allora, prima di tutto, cioè, di portare il figlio, anche se gli chiede, che ne so, voglio andare a fare questo sport, di portarlo anche, cioè, diciamo che farsi il male ogni tanto ci sta anche nello sport, cioè, capita, è successo. Poi ti rialzi. Ti rialzi e guarisci. E comunque di non dirgli no, non farlo, perché se no ti fai male. Se ti fai male, vabbè, è successo, guarisci. Cioè. No, non si muore anche se per una caduta o per una botta o per un graffio. Secondo te anche queste associazioni di volontariato, se fossero più unite proprio a livello anche sportivo, parlo, perché ne abbiamo tante ma ognuno per la sua strada, se hai la fortuna ogni tanto di incontrarle, è proprio una fortuna, perché ognuno rema da solo. Ecco, sbaglio Manu, è così? Perché prima sentivo Marco Mestrinè ha detto noi siamo in tanti ma stiamo parlando di una realtà ben consolidata, ma se tu non sei su quella realtà, non è che queste associazioni dialogano tanto tra di loro, o sbaglio, Manuel? No, sì, diciamo che dopo su questo campo ognuno, come è anche ovvio che sia, cerca sempre di portare più acqua al proprio mulino. E questo può anche starci. E questo può anche starci, bisogna però capire che appunto l'unione fa veramente la forza, perché più si è uniti, più i numeri sono maggiori e più puoi alzare la voce anche se ti serve qualcosa, chiedere qualcosa, dimostrare qualcosa. Un conto è essere magari 4 persone, un conto è esserne 200 di persone, ti sentono meglio quando si è in tanti. Quindi su certi argomenti sì, la cosa importante è cercare di trovare un unico punto d'arrivo e capire come è meglio muoversi per arrivare tutti assieme a questo punto d'arrivo. Senti Manuel, però io ho osservato una cosa anche quando ho fatto sport senza barriere all'ippodromo, che ognuno rimane al proprio posto. Non è che ci sia, seppur non conosci, perché qualche volta ti sei incontrato, che c'è questa voglia di incontrare, di conoscere, cioè siamo proprio profondo nord, cioè anche nello sport, perché ognuno il proprio gazebo, il proprio parte, fermi là in bacchettai e magari vicino c'è una realtà che magari non conoscono. Sì. Hai notato anche tu questa cosa? Sì, adesso che me lo dici così, sì, un po' effettivamente è vero, quando ci sono questi eventi che sono importantissimi, anche molto belli, inclusivi e tutto il resto, però si formano appunto delle piccole isole dove sembra che a volte non si riesca a costruire un ponticello per attraversare da isola a isola. Forse può essere il fatto che appunto ognuno è anche molto orgoglioso e geloso della propria attività e allora cerca sempre di far vedere che io sono un po' meglio, quando invece magari questa è l'occasione proprio di andare a conoscere altri sport, presentarsi, presentarsi, sì. Ma perché lo devo fare io? Lo può fare lui, poi io ho lui, però non lo fa nessuno e si rimane. Io l'ho visto anche quando andavo a Bassano, le associazioni incontrano le associazioni, di 50 associazioni se ne conoscevi 2 era già tanto, ma perché andavo io a intervistarli, perché così poi facevamo vedere su Rete Veneta, perché è così, guardate che quello che vi racconto è per cercare di migliorare, perciò Manu e Federica, quando andate anche a incontrare altre associazioni, portate anche questa voce di cercare di unire, perché a mio avviso l'unione fa la forza, e conoscere, capire altre realtà quanto importante è. Quello che invece stanno facendo i medici, questi medici anche nell'ambito veramente degli infortuni, perché quando fai sport magari ti fai male oppure fai un incidente, questa riabilitazione che è fondamentale. Andiamo a sentire cosa dice il dottor Pauletto proprio in merito a questo, che è il direttore dell'ORAS di Motta di Livenza. Andiamo a sentire. Io presido l'ospedale riabilitativo regionale e noi abbiamo persone che entrano con un grado di deficit motorio o di capacità di movimento importante. Faccio un esempio, abbiamo pazienti mielolesi che sono para o tetraplegici addirittura, vedremo poi qualcosa. Abbiamo pazienti trapiantati di cuore o che hanno avuto un importante infarto miocardico o trapiantati di polmone. Qui abbiamo il direttore del settore cardiopolmonare, però il dottor Antonini Canterin, però non c'è niente di paragonabile a quello che è successo al nostro amico, perché
i nostri pazienti si inseriscono in un ambito organizzato in cui c'è già la predisposizione per il recupero funzionale e il reinserimento sociale, di cui lo sport fa parte. Quindi oggi un paziente para o tetraplegico, per esempio un paziente che è stato trapiantato, non deve soltanto essere guarito dalla fase acuta e riportato quanto più in alto possibile in termini di forma fisica, ma anche deve essere in certi casi reinserito nella società, nella famiglia stessa, nel lavoro e nello sport, che fa parte anche quello del recupero sul piano societario. Nel caso suo, lui è self-made man, ha dovuto fare da solo, non c'era nessuno a aiutarlo, ha fatto una cosa unica. Una volta avevamo il primo computer al mondo, era Olivetti. Dov'è l'Olivetti? Avevamo in campo farmaceutico la Carlo Erba, una grandissima azienda produttrice di farmaci, che inventava, perché adesso siamo il secondo paese in Europa per la produzione di farmaci, ma sono brevetti altrui, non li abbiamo inventati noi, e fa una bella differenza. Questo è un discorso che riguarda in profondità l'Italia e il nostro paese. E vabbè, lui ne sa qualcosa, perché qualche brevetto forse non ce l'ha più, perché qualcuno è stato così lesto da portarglielo via, così disonesto da portarglielo via. Quindi lui ha fatto qualcosa di straordinario ed è, ripeto, self-made man, perché attraverso le difficoltà lui si è districato. Poi andremo a fare un giro in moto insieme, perché forse arriverà il giorno in cui anch'io avrò bisogno di avere un meccanismo per cambiare o per accelerare, però le carte, non solo l'idea. Sì, si parlava appunto di questi mezzi che danno la possibilità di muoversi anche in maniera diversa. Come commenti, Manuel, queste parole del dottor Pauletto, molto importanti, un'ORAS, una delle più importanti che abbiamo a livello nazionale come riabilitazione anche del territorio? Prego. No, beh, la riabilitazione è fondamentale sempre e comunque, perché adesso ormai ci sono abbiamo dei mezzi, delle tecnologie che possono veramente fare miracoli con la riabilitazione, e non bisogna mai e poi mai pensare che una cosa sia persa, che non si riesca più a riguadagnarla. Bisogna combattere, bisogna testa bassa e lavorare, perché ci sono i mezzi che fanno miracoli proprio, quindi approfittarne. Adesso, Federica, ti faccio vedere invece l'intervista di Raffaella Buziol, che ha questa ragazza Lisa, che oltre a non andare a scuola nonostante 2 ricorsi al TAR vinti, Lisa ormai ha 16 anni, non riesce neppure a fare sport, perché non riesce a essere inserita in nessuna disciplina. Forse anche bisognerebbe intrigarla di più. Andiamo a sentire questo servizio, poi voglio che Federica lo commenti. Riusciamo a dire ciao? Ciao. Avete sentito? Un grande applauso a Lisa, a questa mamma Raffaella e al papà che sono qui presenti, a questa famiglia splendida che supportano questa fragilità. Raffaella che non vuole saperne di mettere questa ragazza nei CEOD, perché per lei questa figlia è normalissima, perché non sente, cioè non parla ma sente, ascolta. Hanno vinto 2 ricorsi al TAR, Lisa è ancora a casa da scuola nonostante i ricorsi, e Lisa ha detto alla sua mamma: cosa sarà della mia vita, mamma? Perché lei ha bisogno della scuola, dottor Di Liberti, ha bisogno dei suoi coetanei, ha bisogno di andare a scuola, e noi dobbiamo riuscire a dare questo a Lisa. Raffaella, cosa vuoi dire? Buonasera a tutti. Scusate, traduco per l'inclusione. Buonasera a tutti voi. Lo sport è sempre stata una difficoltà per noi, perché questi bambini sono arrivati con l'aereo, quindi io li ho adottati, quindi si sono trovati, lei si è trovata un'etichetta, il fatto di essere stata adottata. Lei ha trovato 2 etichette. Avessimo trovato dei medici come voi, mi avete emozionato.
Io ho trovato l'impossibilità nello sport a scuola, mia figlia era sempre in un angolo, lei no. Nella disprassia, in nome della sua malattia, serve necessariamente lo sport. La prima cosa che mi hanno detto i medici, riuscirà a dire delle parole se lei la metterà a fare il movimento, quello doppio gambe e braccia, una cosa come 200 metri, poi a camminare, a correre. Io non ho mai avuto delle risposte eccezionali come oggi, per lei oggi è stato importante, volevo che venisse perché torniamo a casa con una forza. Lisa, è vero, oggi non è a scuola, non lo è da molto tempo, deve andare a scuola, noi stiamo lottando. Lo stiamo lottando per un inserimento dello sport, busso, risposta è no, perché c'è una paura e si prende spavento quando io parlo e dico lingua lissa. Nemmeno i sordi mi hanno detto sì, ma noi siamo un po' decoccio come qualche atleta, come mamma e papà che abbiamo adottato. Poi c'è la Mirella che mi dice fermarsi mai. Vedo le altre mamme, delle altre associazioni, altri punti sono diversi, va bene, però poi ci supportiamo. Sapete, poi vi dirò un piccolo segreto, la lingua dei segni aiuta moltissimo nello sport, perché io e lei ci possiamo parlare a distanza, in 2 minuti io con un movimento comunico, lei ci sente, è una fortuna in più. Poter sperare in qualcosa, ora che abbiamo avuto queste informazioni, mi piacerebbe molto, ma non solo per lei, per Lisa, ma per tantissimi, perché stare bene porta veramente di miglioramenti. Lei non diceva neanche ciao, poi parla anche altre parole, non riuscirà mai a fare una frase come tutti noi, però abbiamo detto che non tutti sono proprio per... Qual è che ti sta guardando? Chi ha detto che non riuscirà? Oh, dire mamma, è la Madonna che ci riuscirò. Dobbiamo farlo, mi piacerebbe veramente dei confronti, perché loro arrivano da lontano, perciò nell'orfanotrofio, la casetta dei bambini, chiamiamola come vuoi, c'erano varie situazioni. Lei è arrivata, aveva 4 anni, lei 3, il piccoletto che cammina e corre ne aveva 18 mesi, sono fratelli, li ho uniti perché è giusto così, però se uniamo tante realtà diverse, di una disabilità diversa o di star bene, oppure anche nel settore della giustizia, guardate che lei può dare molto, ma può anche ricevere, e da lì, come dire, si costruisce. Le mamme delle altre associazioni che ci sono importanti che ci siano, perché a me diventano, come dire, il non sentirmi sola. Poi va bene, io ho una famiglia, mi sento fortunata e ho insomma queste gioie. Lei mi ha permesso di imparare la lingua dei segni, quindi ho imparato un mondo diverso. Avete visto Lisa quanto mi abbraccia? Lisa sente che io cerco di aiutarla. Lei ha questa sensibilità molto grande, però devo ringraziare mamma Raffaella, questa guerriera, che non si ferma di fronte a nessun ostacolo, che cerca di dare rispetto a questa famiglia, ma soprattutto a questa ragazzina che è ancora a casa da scuola e non riesce neppure a fare sport. Avete sentito? Federica, cosa vuoi dire dopo aver visto questo servizio? Allora, prima di tutto di non abbattersi in generale, e che comunque secondo me la scuola dovrebbe un po', venire incontro a questa ragazza e di non escluderla nella vita, perché comunque diciamo che non è colpa sua sicuramente, e che comunque anche nello sport di un po' includerla nell'ambiente. Hai sentito la mamma quando ha detto, quando andavo a trovare mia figlia era su un angolo e di sicuro non aveva praticato. Cosa vuoi dire? Comunque anche i compagni, lei ti sente, anche comunque ci sono altri mezzi per comunicare, poi adesso ci sono tutte le tecnologie, puoi parlare con lei al telefono, comunque un po' per...
se vuoi, puoi Se riuscire vuoi. ad arrivare a Lisa. Esatto. Se vuoi. Manuel, cosa vuoi dire a mamma Raffaella, a Lisa, alle persone che ti stanno ascoltando? Prima di tutto non bisogna mai mollare, perché i problemi purtroppo ci sono, dà fastidio perché quando uno non ha nessuna colpa, perché alla fine è questa ragazza che colpe ha? Non ha colpe, eppure forse probabilmente sta pagando per colpa di altre persone e questo è sbagliatissimo, quindi non abbattersi, non mollare. Io la posso invitare se vuole venire a provare a fare karate da noi. Secondo me non sarebbe male per Lisa. Visto che stiamo... Raffaella, se ci sei, batti un colpo dopo quando ho finito la trasmissione, prego, prego. Dare il contatto e ci possiamo trovare e vedere magari dopo. Anche perché secondo me Federica, Lisa ha bisogno di stare con i suoi coetanei, con i ragazzi, lei sente questo desiderio, per quanto la mamma possa dare, però quella che è la quotidianità di vivere con i propri coetanei la giornata è diversa, secondo te? Perché lo dice lei che manca questa, lei ha detto a sua mamma: che sarà della mia vita mamma se continuo così? Cosa vuoi dire, Federica? Beh, allora sicuramente, come ha detto mio papà, la vogliamo invitare a venire a provare da noi karate, e se lei vorrà, per me è un piacere provare a aiutare Lisa. Esatto. Ad aiutare anche nello sport. Siccome a Lisa piace anche mangiare, anche i dolci, secondo me, c'è un po' di sport, a Lisa farebbe molto bene, hai capito Lisa? E lo dico anche a mamma Raffaella, è una famiglia veramente stupenda. Allora andiamo a sentire il dottor Pauletto, seconda parte, cosa ha detto, perché sono cose molto importanti. Noi abbiamo 3 principali campi di azione, diciamo così, e lo sport è un terminale per noi. I pazienti, in questo caso vedremo i pazienti tetraplegici, cioè sapete ormai per i paraplegici l'attività sportiva è una cosa rutinaria, ormai ci sono le Olimpiadi, quindi un paziente che non abbia l'uso delle gambe può fare pressoché tutti gli sport, io credo, oggi, ma un paziente tetraplegico, cioè che ha perso l'uso delle gambe e totalmente o in parte l'uso delle braccia, quindi vedremo uno forse nelle immagini che muove ancora un braccio, l'altro no, ma non ha forza e quindi non può usarlo per un'attività vigorosa, diciamo così. E noi abbiamo fatto un'iniziativa che è la prima al mondo con persone tetraplegiche e li abbiamo messi in barca a vela e non erano mai stati su una barca in vita loro, quindi non sapevano cosa volesse dire poggiare, cazzare, andare al vento e quindi sono partiti proprio da zero dal punto di vista fisico e anche culturale, diciamo così. Cosa abbiamo fatto nell'ospedale di Monte di Livenza? L'abbiamo fatto in cooperazione con il CONI, con la FIV, con la Società Italiana Vela, che ci ha dato gli istruttori, con il produttore di questa barca, che è una barca normale, che è anche molto divertente, e l'abbiamo scelta perché è molto sicura, avendo più del 50%, circa il 50% di zavorra. Chi capisce di vela sa cosa vuol dire avere una deriva mobile che abbia il 50% di zavorra. Di solito le derive mobili non hanno zavorra. E quindi una barca molto stabile e molto adatta a questo uso. Allora, come può portare una barca una persona tetraplegica? Guidandola con uno stick. Allora, in questo caso che vediamo, forse poteva ancora utilizzare una mano per lo stick, la sinistra mi pare. In altri casi usando il mento e quindi virando a dritta o a sinistra con il mento anziché azionare il timone direttamente, e spostando lo stick da una parte o dall'altra il comando che è collegato sposta il timone in modo che la barca vada nella direzione voluta. Per arrivare a questo ci siamo valsi appunto dell'aiuto della FIV, poi di Andrea Stella dell'associazione Lo Spirito di Stella, che è una persona che ha perso l'uso delle gambe,
paraplegica e che ha un catamarano con il quale ha attraversato l'oceano più volte con equipaggi di persone paraplegiche. E quindi abbiamo piazzato la barca su un simulatore che vedevate prima e l'abbiamo piazzata dove? In chiesa, perché era l'unico posto che avesse un'altezza sufficiente. Questo mi è quasi costato una denuncia perché qualcuno ha eccepito e ha scritto articoli sui giornali sulla profanazione che avremmo compiuto. In realtà il vescovo ci aveva consentito a questa manovra, quindi eravamo innocenti. E il risultato finale è questo, vedete che se ne va di bolina stringendo il vento da solo, adesso fileggia un po', ha stretto un po' troppo, ma insomma è la prima uscita. E qui va all'Asco e va bene, ripeto, la prima uscita non era mai stato in barca a vela in vita sua. Veramente sono immagini che fanno capire l'importanza di questi medici, ecco, di questi direttori che stanno cercando di metterla tutta per fare vivere la quotidianità. Questo ragazzo che non era mai salito su una barca da solo, ma avete visto che calmo, che tranquillo. Come hai letto questo video, Federica? Cosa vuoi dire? Chiedi che qualsiasi cosa tu voglia fare, se vuoi farlo, sei la squadra, sei la squadra e tutto, puoi fare qualsiasi cosa. Mai dire mai nella vita. Mai dire no. Manuel, cosa vuoi dire? Beh, questo è un altro esempio di quello che si può fare se si vuole fare. Alla fine io la chiamo anche fisioterapia mentale questa, perché non è la fisioterapia fisica, può aiutarti fino a un certo punto, dopo però, che è la cosa più importante, è la nostra mente. Ma hai visto quanto tranquillo è? Lui era proprio sereno, tranquillo, sapeva che aveva il supporto, ma lui proprio era stato un po' alla volta accompagnato a fare questo percorso. Prima volta da solo in barca, cioè non so, se uno di noi altri a barca fa così, perché anche quando saliamo nei vaporetti è così noi. E invece avete visto cosa vuol dire l'accompagnamento a un certo percorso. Allora, visto che fra poco ne faremo un altro, rimangono con noi sia Federica Iachimasco che Manuel Giuge, andiamo in pubblicità. Puntuale come ogni anno arriva il bollino di qualità per le località turistiche estive italiane attribuito dalla Foundation for Environmental Education. Il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 bandiere blu per Lignano e Grado. La cerimonia di consegna del riconoscimento è avvenuta nella sede del CNR di Roma. 32 i criteri di valutazione di cui tiene conto la giuria internazionale, criteri che vengono aggiornati periodicamente per stimolare le amministrazioni, spiega il braccio italiano della Foundation, a risolvere i problemi di gestione del territorio. In totale i vessilli sinonimo di qualità in Italia sono 236, 10 in più dell'anno scorso. Intanto l'assessore regionale al demanio Sebastiano Caldari ha annunciato che entro fine maggio sarà pronto il regolamento per le concessioni balneari. L'intento della regione è adottare una linea d'azione univoca nell'organizzazione delle gare, in accordo con la normativa nazionale introdotta dal governo Draghi. A facilitare l'accelerata è stata l'istituzione di un tavolo tecnico tra regione ed enti locali per definire una metodologia condivisa dai comuni delle località costiere. Questo dovrebbe limitare i contenziosi e consentire l'avvio delle gare. E questa mattina è con noi Massimo Brini, delega al turismo di Lignano Sabbiadoro. Grazie Massimo Brini di essere qui con noi. Perché Massimo Brini? Perché parleremo anche di questo sport, di questa oasi meravigliosa che c'è a Lignano Sabbiadoro. Ne parleremo tanto, anche perché Manu è appena tornato, voglio sentire cosa dice anche a Massimo Brini. E saluto anche Igor Cassina. Grazie Igor, sportivo olimpionico, coach, imprenditore, chi ne ha più ne metta, che è stato con noi
Ciao Igor, all'ippodromo di Sant'Artemio in questo convegno importante dove abbiamo cercato di sentire e ascoltare molte storie, di condividere quella che è la passione sportiva e anche medica. Allora partirei proprio con Massimo Brini. Allora grazie Brini di essere qui, tante cose, questo Villaggio Italia stupendo, voi avete una marcia in più, tanto è vero che anche non solo Manu e Federica ma tutti gli ospiti che ho quando parlo del Villaggio Italia rimangono tutti, dicono è una cosa splendida. Prego Brini, prego. Buongiorno Mirella, tanto un saluto a te, agli ospiti e anche a tutti i telespettatori. Diciamo che l'argomento di oggi è vario e molto importante. Parlerei prima di tutto, visto il servizio della bandiera blu che ero a ritirare per conto del comune di Lignano Sabbiadoro alle 14 di maggio. È stata veramente una bellissima cerimonia anche perché ogni anno alzano l'asticella per riuscire ad ottenere la bandiera blu e quindi tutti i comuni si devono adeguare e noi a Grado siamo i comuni che hanno più bandiere blu alle spalle, quindi vuol dire che stiamo lavorando come comune sempre bene. Detto questo e passando alla seconda parte della domanda che è quella del villaggio, questo mi fa molto piacere. E l'idea di trasformare, che erano un villaggio sportivo, era stata mia quando ero assessore allo sport nel 1998-99, ci siamo candidati a ospitare le giovanili e siamo nel 2001, nel 2005 proprio i giochi. E da quella volta c'è stata veramente una svolta epocale per quello che riguarda la struttura che adesso si chiama EFA Bella Italia e ci sono gare nazionali internazionali, ma diciamo un punto di riferimento per tutto lo sport italiano. Allora sentiamo Manuel, cosa vuoi dire? Ieri sei tornato, ecco questo Bell'Italia, un posto meraviglioso, 2 passi dal mare, con delle strutture incredibili. Prego Manuel. Sì, no, lo conosco bene appunto la zona perché ho fatto per 7 anni hockey in carrozzina e calcio in carrozzina elettrica e proprio questo weekend ci sono stati appunto le finali a Bella Italia e non è solo per questo ma anche perché il karate poco tempo fa ha organizzato un simposio nazionale proprio a Bella Italia, è una struttura che è più unica che rara. Io ho girato tanto in giro per l'Italia e non solo ed è una struttura che viene invidiata non solo a livello nazionale ma proprio anche internazionale perché offre intanto la zona è bellissima, in pineta, quindi è una bellissima zona. Poi ha una capacità ricettiva molto molto elevata, alle piscine, ai palazzetti, a tanto proprio verde. Strutturalmente sì. Non c'è niente da fare, non ce n'è per nessuno, è vero? No, non ce n'è, da quello che ho visto io in giro è come dico una struttura veramente invidiata non solo a livello nazionale ma internazionale perché posti così in grado anche di ospitare, anche parliamo della disabilità, tantissimi atleti disabili. Nello stesso momento non ce ne sono da nessuna parte, quindi veramente complimenti per l'intuizione e per aver creato questa pineta verde così importante. Allora andiamo a sentire cosa ha detto Igor Cassina proprio mercoledì 22 maggio a Sport e Benessere all'ippodromo Sant'Artemio di Treviso. Andiamo a sentire e poi sentiamo dalla sua viva voce come si commenta. Mi associo alle parole che sono state appena espresse perché di fatto quando si vedono persone che hanno e dimostrano questo coraggio, perché ci vuole tanto coraggio, magari lui non ne parla di questo aspetto, ma noi comuni, perché noi siamo comuni, persone normalissime, effettivamente questo fa la differenza e ci permette poi di andare un pochino oltre quelle che sono le sfide della vita. Ognuno di noi vive delle sfide, lo sport ritengo sia il miglior strumento educativo per affrontare le sfide e per superarle e quindi tu sei veramente, tu e tutte quelle persone che hanno in partenza o nel loro percorso di vita delle situazioni un po' più complicate comunque da gestire, quindi siete veramente un esempio. Per me lo sport dovrebbe essere una cultura da innescare a tutti e
purtroppo, non è che lo dico io, ma quando la famiglia perde un pochino il suo valore, e lo sappiamo molto bene, soprattutto in questi ultimi anni, quando la scuola perde un pochino il suo valore perché di sport praticamente non se ne fa, è chiaro che è complicato parlare di sport e veicolare i sani valori che lo sport manda. I due pilastri di vita sono la famiglia e la scuola, perché i nostri figli crescono grazie all'educazione che noi diamo e grazie a quello che ricevono dalle scuole. Quindi lo sport, che ritengo, al di là di farlo per cercare di realizzarsi, diventare un campione, quindi vado un po' contro tendenza a quello che è stato il mio percorso. Io ho vissuto nella mia bolla di sapone, il mio obiettivo era diventare un campione, c'era solo quello, nel senso buono, con totale rispetto. Però sposo la causa che lo sport dovrebbero farlo tutti a prescindere, senza avere questa intenzionalità. Poi è chiaro che se hai delle capacità, una predisposizione, una passione così profonda che ti spinge tutti i giorni a pensare a quella cosa e andare in palestra, va bene anche il percorso sportivo agonistico. Mi fermo qui perché sono tematiche naturalmente che necessiterebbero molto più tempo, anche perché quando si parla di famiglia, di valori e di scuola bisognerebbe affrontarlo e andare un pochino più diretti senza star qui troppo a barcamenarci, perché la vita è breve anche nella sua forma più lunga. Qualcuno magari ancora non l'ha compreso, ma bisognerebbe essere un pochino più pratici, e troppe volte, parlo per l'Italia, io amo l'Italia in lungo e in largo, quindi senza fare nessun riferimento, ci si perde un po' via e poi dopo ci lamentiamo. E la lamentela purtroppo fa un pochino troppo, è un po' troppo presente in noi esseri umani, quindi dovremmo vedere le cose da un'altra prospettiva, ampliare un pochino la nostra visione e essere un po' più pratici. Io posso semplicemente dire che lo sport veramente insegna i valori nella vita, e tante volte l'insegnante, che per me non è un insegnante ma è un educatore, perché dovrebbe educarti alla vita, dovrebbe comprendere che lo sport è parte integrante e ha un valore assoluto come l'ora di italiano, scienze, geografia e qualsiasi altra cosa. E purtroppo quante ore vengono fatte in un istituto scolastico? Lo sapete voi che ci siete dentro, e chi ha i figli lo sapete. E poi non è tanto l'ora, ma come viene gestita quell'ora. Non è quello che fai nella vita, ma come lo fai. Allora, Igor Cassina, grazie di essere qui questa mattina assieme anche a questi meravigliosi ospiti che ho. Risentendoti, cosa vuoi aggiungere? Cosa hai provato nel vedere un Fulvio che dà speranza, che dà ce la possiamo fare, basta crederci? Vazzoler che si scusa, non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione del genere, questa sera vado a casa più ricco. Prego Igor, e grazie di essere qui. Igor Cassina, campione olimpionico 2004, prego. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Anche per me è stata una piacevolissima sorpresa scoprire di fatto la storia di Fulvio, che non conoscevo, e questo è un peccato. Lui, come tante altre persone, giovani o meno giovani, sono veramente un punto di riferimento e un esempio per qualsiasi persona, perché tante volte, ritornando al discorso della lamentela, quindi della lamentite, si fa fatica a vedere un pochino più in là. Tante volte si tende a procrastinare, a rimandare o a non avere la giusta autostima per pensare che ognuno di noi può raggiungere determinati risultati. E quando parlo di risultati non mi riferisco minimamente a diventare campione del mondo, vincere le Olimpiadi, ma i risultati nella vita dovrebbero portare ognuno di noi, grazie a quei famosi valori nello sport, a diventare e a essere, ancora prima di diventare, dei campioni. E il campione nella vita è quella persona che si applica, che si impegna tutti i giorni con costanza, tenacia, determinazione, con dei valori. Questo per me è il campione. Non è e non sarà mai una classifica che definisce la qualità di una persona, il valore di una persona, lo spessore di una persona. E chi, come Fulvio, ha vissuto e continua a vivere alcuni disagi, è sicuramente da prendere come riferimento, perché è riuscito lui, riescono loro, e quelle persone che, diciamo, in prima battuta affrontano la vita in modo apparentemente più semplice, alla fine sono quelle persone che fanno molta più fatica a realizzarsi.
Ora viviamo anche in un mondo, in una società dove con uno schiocco di dita è tutto alla portata, e questo chiaramente nel tempo, anche il nostro caro mondo social, da una parte è buono, dall'altra toglie un pochino il ragionare da parte delle persone su effettivamente quelli che sono questi famosi valori, e partire dal presupposto che la fatica è un valore ed un bene fondamentale. La fatica di oggi è il risultato di domani, e tante volte giovani e meno giovani questo concetto di fatica fanno un po' fatica a viverlo, e quindi complimenti a Fulvio e alla storia di queste persone che incantano, ma poi bisogna fare i compiti con noi stessi, e quindi quando si torna a casa, che si è respirata quell'emozione, bisogna metterla in pratica e quindi entrare in azione, se no lascia tutto il tempo che trova. Hai proprio ragione Igor, è proprio così. Massimo Brini, questa sensibilità nel capire che forse grazie a queste strutture davi la possibilità agli atleti normodotati o diversamente agili, come li chiamo io, di vivere una quotidianità sportiva importante, benessere mentale e fisico. Dobbiamo darne atto a questa persona, perché se è nato tutto quello che è nato, l'ha detto lui non per vantarsi, ma per far capire che ci vuole una certa sensibilità. Prego Brini. In realtà, dando a Cesare quel che è di Cesare, un bel aiuto e molte indicazioni su come cercare di fare le cose lo abbiamo avuto da un altro campione olimpico che è Scarpa, Daniele Scarpa, e da sua moglie che è campionessa paralimpica di tiro dell'arco, Sandra Truccolo. L'abbiamo avuto ospite diverse volte. Ecco, loro la struttura, e parlando, bevendo un aperitivo insieme, ci hanno dato tutta una serie di indicazioni che poi sono state messe in atto, e quindi siamo riusciti ad avere delle strutture che è in grado di ospitare veramente tutti, a prescindere. Per cui sentiamo anche Manuel Giuge, cosa vuol dire trovare delle strutture? Poi sentiamo anche Federica. Ecco, come dice Bebe Vio, io non voglio una palestra per i diversamente agili, io voglio una palestra dove tutti entriamo e tutti facciamo quello che riusciamo a fare. Prego. Sì, alla fine è stato, devo ringraziare allora anche Daniele, non sapevo di questa cosa, quindi Daniele e Sandra li ringrazierò, perché anche noi li salutiamo, hanno dato degli ottimi consigli, e grazie per averli anche ascoltati ovviamente. Sì, sarebbe un mondo più semplice, tutto più facile. Faccio una palestra che, se devo farla da zero, la faccio in maniera dove già tutti possono usufruirne senza nessun tipo di problema. È questo che fa Bell'Italia, cioè quella cosa che io posso fare assieme a tutti gli altri. Infatti io so che vado in una struttura e non mi devo preoccupare che se devo andare, facciamo finta, il classico problema di una persona in carrozzina può essere andare in bagno, ok? Che sembra una banalità, invece diventa un problema. Però su tante palestre, purtroppo ancora adesso, non ci sono i bagni per disabili. E dove vado? Devo andare in cerca di un bar, ma non tutti i bar ce l'hanno il bagno. Cioè, sono problemi che dopo uno può non pensarci, ma se chi non ci pensa va ad ascoltare le persone giuste in quel caso, allora... Igor, cosa dici a queste parole sia di Massimo Brini sia a quello che ha detto Manuel Giuge? La difficoltà che abbiamo noi, invece andiamo in questo villaggio e troviamo tutto, non c'è nessun problema, e questo ti dà anche a livello mentale e psicologico anche una certa tranquillità che non è da poco. Prego Igor. Innanzitutto complimenti a quello che avete iniziato a fare, e mi associo ai complimenti anche per Daniele e moglie, che ho avuto il piacere di conoscere in qualche occasione, quindi non solo grandi sportivi ma soprattutto direi grandi persone di valore. E queste sono situazioni che sono di fatto la realtà, e oggigiorno, se pensiamo che a volte è complicato vivere lo sport in tutte le sue forme, per chi non ha magari apparentemente delle situazioni complicate, pensiamo un po' chi ha delle situazioni più complicate da gestire. Bisogna, dal punto di vista, vedere la parola investimento come una parola sana, molto sana. È che in Italia molto spesso la parola investimento viene vista come una spesa, come
mettere dei soldi su qualcosa che poi non porteranno a nulla. Mentre investire sul benessere, sulla tutela di chiunque, perché siamo tutti esseri umani e tutte le persone hanno un talento e un valore. Ognuno può attingere dal know-how, dalla preparazione, dalle competenze di altri. E quando si capisce questo, automaticamente viene molto più semplice gestire la parola investire, investimento, perché tante persone che hanno un pochino il potere dei giochi, quando si trovano in determinate situazioni per motivi personali, molto probabilmente riescono o riusciranno quanto prima, mi auguro, ad aprire gli occhi e comprendere che determinate situazioni fanno parte di tutti. Allora, Igor, qui vicino a me c'è Federica e voglio farti vedere la medaglia che ha vinto Federica. Tu hai tutti i tuoi trofei dietro, alza la medaglia che voglio che Igor la guardi e voglio che racconti per arrivare a questa medaglia. Racconta a Igor, che magari non ti ha seguito nella prima parte, ecco, l'obiettivo ma soprattutto la voglia di crederci, e questo è successo aiutando il papà che faceva karate, accompagnava il papà Igor, è nata questa passione, ma non gli bastava la passione, lei, qualcuno si è accorto che aveva i requisiti giusti e ha detto quasi quasi io punto su questa ragazzina, questo fringuello che è diventata campionessa. Ecco, le medaglie, ecco, cosa vuoi dire a Igor, questo campione olimpionico con tutti questi trofei? Cosa vuol dire riuscire a vincere una medaglia, riuscire a partecipare, a esserci? Prego Federica. Beh, allora, sicuramente se, come hai detto tu, non mi avessero visto un anno fa, probabilmente ad oggi non sarei qui. E, beh, diciamo che comunque sì, è una soddisfazione, cioè prendere le medaglie, quello soprattutto. Spiega Igor cosa hai vinto, dove ti sei proposta, che raccontavi prima, campione, e così ti conosci. Vabbè, campionessa? Allora, un anno fa ho partecipato al mio primo europeo a Guadalajara in Spagna e sono arrivata quinta. Poi ho partecipato ai Virtus Global Game, che diciamo che è una specie di... Non guardare il papà, guarda Igor, perché lei guarda il suo papi. Vai. Sono arrivata terza e poi hanno voluto che partecipassi anche al mondiale, sono arrivata terza anche là. E poi mi sono tolta questa soddisfazione del vecchio quinto posto, sono arrivata terza all'europeo di quest'anno a Zadar. Igor, cosa dici alla nostra Federica? Quinta, quarta, terza, medaglie, l'obiettivo, come hai detto tu, io ho lo sport e anche Federica, guarda che sorride, adesso c'è lo sport per Federica. Prego Igor. Ciao Federica e complimenti naturalmente per il tuo percorso e il viaggio che stai vivendo, perché di fatto lo sport è un magnifico viaggio come la vita. E io non voglio dire delle parole che a volte si dicono perché bisogna dire delle parole, ma veramente tu sei un punto di riferimento e puoi ispirare tantissime persone. Io non posso comprendere fino in fondo quello che si può vivere in determinate situazioni. Tu sì, perché stai vivendo alcune dinamiche e voglio farti capire quanto sei potente come persona, quanto sei estremamente autorevole per far comprendere a tutti quei ragazzi, giovani, meno giovani, che comunque vivono più o meno situazioni legate a quelle che stai vivendo te, quanto è importante uscire dal proprio guscio. Non è semplice, certo, ma comunque questo è, e bisogna affrontare qualsiasi situazione che la vita ci mette davanti, perché evidentemente possiamo essere le persone giuste per superare quel tipo di sfida. Quindi tu che ti sei dimostrata capace di metterti in discussione, di individuare una passione, coltivarla, allenarti, diventare anche una campionessa, quello che io ti posso dire è sviluppa queste tue caratteristiche di campionessa per entrare ancora di più in modo preponderante nella vita di quelle persone che vivono una situazione analoga alla tua e fanno fatica a vedersi catapultati nell'intraprendere uno sport. Quindi tu hai veramente un grande potere in questo momento, perché sei una bella persona di valore, coerente,
e quindi mi affido a te, perché io non potrei arrivare come arrivi tu per ovvi motivi, c'è poco da fare. Tu sei un esempio pratico e concreto, quindi avanti tutta e guarda best. Grande Igor, grazie per queste parole che sicuramente fanno non bene a questi ragazzi, a Federica, ma non solo, a tutte quelle persone, anche le fragilità che ci stanno ascoltando in questo momento. Allora torniamo, allineiamo, andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di strutture, cosa vuol dire il 2022. Stiamo lavorando per voi per ritornare al 2024. Andiamo a vedere, stiamo lavorando per voi. A Lignano Sabbiadoro stiamo lavorando per le vostre vacanze, perché presto sarà bello vivere il tuo tempo con noi. A Lignano Sabbiadoro stiamo lavorando per le vostre vacanze, perché vogliamo regalarvi delle esperienze meravigliose. A Lignano Sabbiadoro stiamo lavorando per le vostre vacanze, perché l'estate da noi è una vocazione. A Lignano Sabbiadoro stiamo lavorando per le tue vacanze, perché vogliamo che tutto sia divertente ed esclusivo. A Lignano Sabbiadoro stiamo lavorando per le vostre vacanze, perché vogliamo che tutto sia buonissimo. A Lignano Sabbiadoro stiamo lavorando per le vostre vacanze, perché tu possa godere delle nostre eccellenze. A Lignano Sabbiadoro stiamo lavorando per le vostre vacanze. Il sole e il mare qui da noi sono una gioia. A Lignano Sabbiadoro stiamo lavorando per le vostre vacanze, perché vogliamo accogliervi nel comfort più assoluto. A Lignano Sabbiadoro stiamo lavorando per le vostre vacanze, perché vogliamo offrirvi esperienze culinarie uniche. A Lignano Sabbiadoro stiamo lavorando per le tue vacanze, perché le tue emozioni siano speciali e indimenticabili. A Lignano Sabbiadoro stiamo lavorando per le vostre vacanze, perché vogliamo che tutto sia perfetto. Allora, Massimo Brini, 2 anni stiamo lavorando per voi, come si aprirà il 2024, cosa ci dice queste vacanze dove la gente ha bisogno di staccare la spina, ha bisogno soprattutto anche dell'ambiente, della qualità dell'ambiente, il verde. Ecco, cosa chiede il turista? Massimo Brini, com'è la situazione, come si è aperta? Grazie. Volevo rettificare solo la data del servizio, che era il 2020, lo avevamo fatto nella primavera del 2020 per l'apertura, si sperava, della stagione estiva, e l'ultimo giardiniere ero io, l'ultimo ripreso. Detto questo, stiamo lavorando, tant'è che annuncio subito, Mirella, che dovrò lasciare la trasmissione 10 minuti in anticipo, perché stiamo lavorando per voi, perché oggi c'è la posa della cosiddetta prima pietra, perché iniziano i lavori per il rifacimento della terrazza mare, e quindi stiamo lavorando per voi. Volevo però, se mi permetti, solo brevemente aggiungere 2 cose per quanto riguarda le strutture di Lignano. Noi abbiamo anche il Parco San Giovanni Bosco, che è il parco dove vanno i bambini, diciamo, di un'età da quando sono nati fino a 10-12 anni, che ci sono giochi per tutti, quindi non ci sono giochi che alcuni possono fare e giochi che altri non possono fare. Quindi stiamo lavorando nel comune sempre con quest'ottica di fare le cose inclusive per tutti. Ma vorrei raccontarti un aneddoto che è successo all'ultimo G20 di Caorle. C'è stato un comune che ha presentato un piano per l'utilizzo della strada anche per le persone diversamente abili, che ha presentato delle cose che noi a Lignano facciamo da 25-27 anni, quindi sono rimasto allibito quando un comune, non faccio nome naturalmente perché non è giusto, presenta una cosa come una novità, cose che noi facciamo e che non le pensiamo che debba essere nelle cose, no? E quando poi ho chiesto, ma voi come siete con te? C'è il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, quasi nessuno. Purtroppo c'è la voce che va e viene, Brini. Allora andiamo da Igor Cassina. Igor Cassina, ecco, l'importanza non solo di avere questa forza, ma soprattutto anche a livello psicologico e mentale, trovare il benessere nell'ambiente. Quanto importante è, Igor?
100%. Voglio semplicemente ricordare 4 punti indispensabili per l'evoluzione dell'essere umano. E il primo punto parte dai nostri pensieri. In misura dei nostri pensieri di qualità buoni si può definire la qualità della nostra vita. È chiaro che successivamente a buoni pensieri, ecco perché la domanda è pertinente a quello che sto condividendo. Quando si respira un bell'ambiente fatto di belle persone, è chiaro che i nostri pensieri ci portano a vivere delle buone emozioni. Fortunatamente siamo esseri umani e viviamo di emozioni. C'è poco da fare. Noi generiamo emozioni con un bel sorriso, con il nostro modo di porci, nell'essere altruisti, nell'essere grati alla vita, indipendentemente da. E quando viviamo delle buone emozioni, è ovvio, è una conseguenza naturale che noi impattiamo sulle azioni che facciamo ogni giorno e automaticamente queste azioni ci portano a dei risultati. Quindi se facciamo l'esempio di Federica, nel momento in cui ha dei buoni pensieri, genera delle buone azioni, delle buone emozioni, va in palestra, automaticamente come si allena a bomba, alla grande, benissimo, perché ha stimolato dei buoni pensieri, nonostante tutto, bravi, delle buone emozioni, delle buone azioni e quindi si può diventare anche dei campioni. E il contesto, che è fatto di persone, è determinante. Mio papà mi ha sempre detto, mi ha sempre insegnato: Igor, se vuoi diventare il numero 1, stai coi numeri 1. Il concetto chiave è che per diventare delle persone migliori necessitiamo di stare accanto a persone che già ci sono riuscite o sono nella modalità di volerci aiutare e insegnare per apprendere e crescere. Quindi impariamo noi tutti a vivere buone emozioni essendo grati alla vita. Molto chiaro, ti ringrazio Igor. Allora torniamo da Massimo Brini che fra poco ci deve anche lasciare. L'importanza è di far capire al turista che puoi trovare quello che veramente anche mentalmente, psicologicamente, ecco, ritieni che sia la cosa più utile, staccare la spina, ecco, un ambiente dove tu riesci a staccare la spina. Prego Brini. Sì, e per questo motivo facciamo anche tutta una serie di manifestazioni, vanno da quelle canore a quelle con i comici, ma anche tutta una serie di eventi che riguardano lo sport, ma anche yoga e altre attività che vengono fatte in spiaggia, proprio per permettere ai turisti di ritornare a casa ossigenati in maniera differente e pronti per riprendere l'attività lavorativa, ma con una carica veramente notevole. E tutto questo lo stiamo facendo in collaborazione con la Lignano Sabbia d'Oro Gestione, con la Stapineta, con la Sedi Riviera, cioè tutti i maggiori attori della località stanno contribuendo a far sì che possiamo fare tutta una serie di eventi per far rilassare i nostri turisti e farli veramente vivere delle emozioni differenti che in altri posti non possono trovare. Senta Brini, tiene molto banco questa storia delle concessioni balneari che noi non abbiamo ancora capito o che veramente spiegano male. Manuel sorride, però io devo ancora capire, come me penso tanti, cosa vuol dire, ecco, questa concessione balneare che cambia. Ce la può spiegare Brini? Perché visto che frequentiamo le spiagge abbiamo anche voglia di capire. Cosa cambia nelle concessioni balneari? Ci siamo, non ci siamo? Prego. Allora, la cosa risale a tantissimi anni fa, quando è stata approvata la legge Bolkestein, che dice che le concessioni demaniali devono essere messe a gara, come anche altre concessioni, che sono anche quello della sosta, di chi fa i mercati, eccetera, eccetera. Solo che per quanto riguarda i balneari, che è una lobby molto potente in Italia, sono riusciti a far traslare il periodo della decadenza della concessione demaniale di anno in anno,
e questo ammazzando un po' quelle che sono le attività turistiche, perché il concessionario che ha la spiaggia non investe perché non sa se l'anno successivo può o meno essere ancora lui che gestisce la spiaggia. E poi ci sono state delle sentenze dei vari TAR, dei consigli di Stato e anche della Corte di Cassazione, che una sentenza smentiva quelle di un altro Consiglio di Stato o smentiva quello di un altro TAR, per cui a fronte di tutta una serie di sentenze contrastanti la cosa si è bloccata e di anno in anno si rinnovano le concessioni. Adesso sembra che con l'ultima sentenza, speriamo sia quella definitiva, si possa andare a gara. A gara ci saranno coloro che vorranno partecipare, che presenteranno dei progetti che vedranno il miglioramento di quello che può essere l'utilizzo della spiaggia, della concessione, dando una serie di servizi, magari tenendo la spiaggia aperta anche d'inverno o altre cose, e chi otterrà più punti si aggiudicherà la concessione demaniale per un periodo variabile tra i 6 e i 15 anni rispetto al progetto che ha fatto. Abbiamo capito qualcosa in più, per fortuna anche Federica dice di sì e anche Manuel, perché era giusto anche noi che riusciamo a capire cosa succede nel nostro territorio, in nostra bellissima Italia, perché è un problema che vale da nord a sud e da est a ovest. Allora andiamo a vedere questo bellissimo Easy Park Lignano e poi commentiamo. È più semplice parcheggiare a Lignano. La località, assieme alle principali città italiane ed europee, rientra nel circuito di Easy Park, l'applicazione che permette di gestire direttamente dal telefono il pagamento della sosta calcolando solo il tempo effettivamente consumato. Un nuovo sistema che faciliterà anche la verifica del pagamento della stessa semplicemente dal numero di targa. La novità riguarda tutti i 2.700 parcheggi blu delle zone più centrali utilizzati durante l'estate per circa 625.000 soste. Una volta scaricata l'app sul proprio telefono, disponendo di una carta di pagamento, attraverso la geolocalizzazione sarà possibile indicare l'orario previsto di fine sosta, eventualmente prolungabile oppure interrotto anticipatamente, pagando solo il tempo reale di utilizzo del parcheggio. E per il servizio Easy Park addebiterà direttamente al cliente il 15% dell'importo della sosta effettuata. Costi e modalità sono trasparenti e visibili in fase di pagamento. Vero? Allora, io so che Manuel Giuge vuole chiedere qualcosa a Massimo Brini in fatto di parcheggi, perché specialmente diversamente agili trovano sempre difficoltà. Prego Manuel, cosa vuoi dire? Sì, no, è che purtroppo appunto che ha difficoltà nel muoversi o nel raggiungere delle località deve usufruire sempre dei parcheggi per disabili, e sono fondamentali proprio anche a livello turistico, perché comunque danno la possibilità al disabile di riuscire ad arrivare in certe zone dove magari avrebbe molto più difficoltà. Quindi l'unico consiglio che posso dare io è quello che i parcheggi per disabili purtroppo non sono mai abbastanza da nessuna parte. E quello che chiedo non è dare un consiglio, ma è proprio una richiesta mia, è che chi non ha appunto il diritto di poter parcheggiare su parcheggi per disabili non deve parcheggiare neanche per un minuto, perché per quel minuto se io passo... Questa è mancanza di educazione purtroppo che si riscontra. Brini, come commenta, poi la lasciamo. Allora, i nostri addetti di polizia locale sotto questo punto di vista sono molto ligi, proprio sui parcheggi per le persone diversamente abili sono fiscalissimi, ma nel nostro regolamento chi ha il tesserino per disabili può parcheggiare anche sulle strisce blu senza pagare, quindi diciamo che c'è questa cosa qua. E vorrei tornare solo a un elemento che prima, a causa il vai e vieni della voce, non è stato forse ben compreso. Siamo la prima località turistica che ha approvato il PEBA, il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi credo che come località siamo veramente in linea, forse i primi sotto questo punto di vista. E quindi questo per dire la sensibilità che c'è nella nostra località
sotto questo aspetto. Massimo Brini di essere stato con noi, deve andare a mettere la prima pietra sul simbolo di Lignano Sabbiadoro Terrazza Mare, ecco questa meravigliosa struttura che adesso stanno cercando di far ripartire. Come ci saluta Brini? La pietra la mette il Presidente Federica con l'assessore regionale Bini. Noi naturalmente come amministrazione comunale siamo di contorno, ma comunque venite a Lignano e come ho detto prima trovate il modo di rilassarvi e tornare a casa rigenerati. Una buona giornata a tutti e grazie ancora a Mirella, un saluto a tutti gli ospiti, a Igor e gli altri ospiti. Grazie a Massimo Brini, delega al turismo di Lignano in generale, ma soprattutto questa sensibilità di capire, ecco, di avere quel fiuto di fare qualcosa per le fragilità. Grazie veramente Brini di questo. Allora Igor Cassina, invece la mia domanda a te è anche questa. Io è da anni che trovo assurdo parlare di Paralimpiadi. Io parlerei di Olimpiadi, naturalmente con 2 percorsi per l'amor di Dio, ma smettiamo di parlare di Paralimpiadi. Qui dobbiamo parlare di sport. Sei d'accordo con le mie idee o no, Igor? Sì, sono d'accordo per tanti fattori, perché quando si parla di sport e si dice che lo sport è inclusione, cioè inclusivo, è chiaro che la parola è evidente e non dovrebbe tralasciare nulla. Soprattutto se noi pensiamo di salire su una carrozzina, parlando di carrozzina, e pensare di fare una qualsiasi attività, che sia giocare a basket o a pallavolo o a tennis, qualsiasi cosa essa sia, probabilmente noi normodotati ci renderemmo conto di che disabilità abbiamo. Quindi è chiaro che quando subentra poi il business e tanti altri fattori, probabilmente magari potrà necessitare più tempo per sistemare alcune cose. Ma la cosa bella è che, punto numero 1, che se ne parli e che ci sia anche qualcuno che abbia voce in capitolo per far andare le cose come dovrebbero. E io voglio semplicemente poi chiudere facendo tanti complimenti a questi ragazzi, perché molto spesso vengono, non dico snobbati, ma non c'è la giusta considerazione, perché a monte manca qualcuno che li spinge, che li stimola a mostrare il loro valore, perché hanno un valore che è incredibile, è assoluto, è fuori dal comune. Quindi siamo noi, tra virgolette, normodotati, siamo normali, e la normalità in questo caso non la vedo come qualcosa di buono. La normalità è qualcosa anche che ti mette in una zona di comfort. Queste persone ogni singolo momento superano se stessi, e quando parliamo e quando si parte da questo presupposto di superare se stessi, è chiaro che si vince la propria sfida nella vita. Quindi loro la vincono ogni giorno, la loro sfida nella vita, a differenza. Grazie a Igor Cassina, campione olimpionico, imprenditore e coach del benessere, di essere stato con noi e di aver dato anche a Federica questa voglia, ecco, perché veramente te l'ha data è Federica, questo input di continuare e di resistere. Grazie Igor Cassina. Federica, come ci saluti? Veloce, manca poco tempo. Vabbè, ringrazio perché mi hai invitato qua. E a Igor cosa vuoi dire? Grazie per le belle parole, mi hai dato più grinta di andare avanti. Ecco, hai sentito cosa ha detto. E tu Manuel, a Igor cosa vuoi dire? Intanto lo saluto perché abbiamo già avuto occasione di conoscerci in passato e lo ringrazio appunto per le bellissime parole che ha detto a Federica, per gli stimoli che gli sta dando e che dà stimoli non solo a Federica, che ha dato stimoli anche a me, perché comunque mi fa capire che la strada, quella che io ho scelto un po' di anni fa, è la strada giusta e che bisogna continuare a lottare di giorno in giorno, solo così si riesce dopo ad arrivare
a dei risultati, non bisogna e mai raggiungere fermarsi. l'obiettivo. Sempre. Provare, crederci e arriverai. Queste sono le mie parole e il mio motto. Grazie anche a Manuel Giugek di essere stato con noi, a Federica Iachimasco, a Igor Cassina, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Gnocchi alle noci. Il legame del noce con divinità femminili ci è noto per la leggenda del noce di Benevento. Si favoleggiava che nella notte di San Giovanni le streghe sciamassero a migliaia nei cieli, recandosi al Gran Sabba che si teneva appunto sotto quel noce. Il vescovo Barbato, nel VII secolo, lo fece sradicare per troncare quelle pratiche pagane in onore della dea lunare. Ingredienti per 4 persone: 800 grammi di gnocchi, 8 gherigli di noci, 50 grammi di formaggio asiago, erba cipollina, basilico fresco, maggiorana, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Tritate il formaggio. Frullate le noci. Il basilico. La maggiorana. L'erba cipollina e l'olio fino ad ottenere una salsa omogenea. Unite il formaggio . Unite il sale, pepe. Lessate gli gnocchi e scolateli con un mestolo forato man mano che vengono a galla. Dopo averla diluita con un po' di acqua della cottura. Rigirate sul fuoco per 1 minuto e servite. Buon appetito!